Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12, partiamo puntuali come sempre e si torna a parlare del nuovo DPCM, è stato oggi presentato alle regioni e sarà firmato entro questa sera ed è la nuova cartina tornasole che ci dirà che cosa possiamo o non possiamo fare in queste vacanze natalizie. Ovviamente invece il decreto, quello che racconta come e quando sono consentiti gli spostamenti durante le vacanze del periodo natalizio, è già in Gazzetta Ufficiale e tra pochissimo vi faremo sentire un po' che cosa dice e direttamente dalle parole del ministro Speranza. Allora, oggi è una giornata particolare perché appunto oggi verrà reso noto il nuovo DPCM che regolerà un po' l'attività del nostro paese fino al 15 di gennaio. Si sanno già tante cose perché come sempre, come per ogni DPCM, le anticipazioni sono state tante e probabilmente la mazzata, quella più dura, arriverà proprio per alberghi e per ristoranti che come sapete durante il periodo natalizio facevano oltre il 30% del fatturato dell'anno. Tra pochissimo siamo in collegamento con Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto ma anche vicepresidente di Confturismo Nazionale, e poi siamo anche in attesa di collegarci con il sottosegretario al Ministero dell'Economia Pierpaolo Baretta. È una giornata particolare appunto perché il nuovo DPCM entrerà in vigore domani alle 12:30. Vi ricordo che invece oggi seguiremo nuovamente la diretta della conferenza stampa del presidente Luca Zaia e saremo insieme fino alle 14:30. Partiamo con le notizie della giornata, vi facciamo subito ascoltare il servizio che dà un po' le linee guida per gli spostamenti che si potranno fare per queste vacanze natalizie e poi li commenteremo assieme. Durante le feste natalizie vanno disincentivati gli spostamenti internazionali, vanno limitati gli spostamenti tra le regioni, così come già oggi avviene in presenza di zone rosse e arancioni, e nei più importanti giorni di festa, il 25, il 26, il 1° gennaio, vanno limitati anche gli spostamenti tra i comuni. È un Natale blindato con spostamenti al minimo, quello tracciato prima alla Camera poi al Senato dal Ministro della Salute Speranza, in attesa del famigerato DPCM chiamato a sciogliere anche il nodo dell'apertura degli alberghi di montagna, mentre sugli impianti di risalita, ha fatto capire Speranza, non ci sarebbe più nessun spiraglio. Bisognerà poi evitare potenziali assembramenti nei luoghi di attrazione turistica legati in modo particolare alle attività sciistiche. Nel pomeriggio il collega ministro Francesco Boccia a fissare la data del 7 gennaio come quella di una possibile ripartenza che si incrocerà con l'avvio della più grande campagna vaccinale della storia. Questo è il puzzle delle restrizioni natalizie che si sta componendo di ora in ora, un modo di procedere che la Regione boccia senza appello. Se l'unico strumento che abbiamo è la chiusura e basta, cioè, ragazzi, io la vedo davvero poca roba questa e ripeto, bisogna fare scelte chirurgiche in materia economica. Scelte chirurgiche che non possono prescindere da una strategia europea che al momento non c'è. Nei territori di confine, come ragioniamo? Se non c'è l'Europa che interviene, come possiamo ragionare? Ogni paese è lasciato a se stesso. Cioè, ancora una volta l'Europa perde l'occasione di dimostrare davvero il suo ruolo, che secondo me è vitale. Allora, il puzzle degli spostamenti, così come l'ha definito Christian Arboit nel suo servizio. Marco Michielli, buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Presidente Federalberghi Veneto, vicepresidente di Confturismo Nazionale. Allora, c'è grande attesa, ma insomma nemmeno tanto, perché come al solito coi DPCM le anticipazioni non si fanno attendere. Quindi in teoria possiamo dire che sappiamo già tutto? Beh, direi di sì, anche perché lei ha messo il dito nella piaga. Sono 20 giorni che, come il CTS si è pronunciato e si era capito chiarissimamente che il CTS era contrario alla riapertura degli impianti sciistici e all'apertura degli alberghi montani. Ora, quello che suona, io ho un grande rispetto chiaramente per chi deve prendere le decisioni, non sono decisioni facili, qui non si tratta di dire c'è Conte e non c'è Churchill, è difficile prendere queste decisioni. Quello che dà fastidio alla mia categoria in particolare è questo continuo tira e molla, per cui cosa faccio? 20 giorni fa lei si mette nei panni di un albergatore della montagna, 20 giorni fa doveva assumere personale per fare le pulizie per l'8 dicembre, che è dopodomani vorrei dire, e aprire confidando di proseguire l'apertura fino al mese di marzo, quello che era.
La settimana dopo un ministro esce dicendo calma perché attenzione perché l'Austria apre e noi non apriamo, questo e quello. Cosa fa questa benedetta gente? Lei pensi gli albergatori che sono lì che non sanno se aprono o non aprono, gli impianti funiviari? Lei immagini le funivie che hanno gli impianti di innevamento che ogni volta che li apri quei benedetti cannoni sono milioni di euro che vanno via, non sanno se sparare la neve, la sparano per nessuno, non sanno se non spararla, non sanno assolutamente cosa fare. I ristoratori sono nelle stesse peste e ho beccato la coda del discorso di Marcato, trovo che abbia ragione, perché non è pensabile che in Austria si faccia una cosa, in Italia se ne fa un'altra. Stamattina un amico mi ha scritto un SMS, mi ha detto nessun problema, vado in albergo a Tolmezzo e prendo la macchina e vado a sciare in Austria, perché da una parte non si può andare in albergo, dall'altra non si può sciare. Dai, no, e poi c'è anche la questione legata agli spostamenti, no? Nel senso che alberghi aperti sì, non i ristoranti all'interno degli alberghi, però non ci si può spostare. Allora qui c'è il grande dilemma, no? Poi alla fine che senso ha aprire, che senso ha sostenere le spese di quel calibro, appunto come dice lei, se poi c'è il rischio che nessuno venga. Si fa fatica a spiegare a un operatore del settore che sente puzza di presa in giro che tale non sia. Le spiego. Il tema della regione gialla circondata da regioni rosse, ma chi vuole che vada in un albergo in una regione gialla, se dalla regione rossa non può venire. Un albergo di Padova non può pensare di lavorare con i padovani, ecco. Detto questo, anche qui c'è il profumo della presa per il naso, quindi aprite pure gli alberghi. Non potete dare il cenone che in camera, non potete fare questo, non potete fare quello, non ci si può spostare di regione in regione. E allora cosa tengo l'albergo aperto a fare? Lo tengo aperto, me lo lasci tenere aperto semplicemente per non infilarmi nella lista di quelli che riceveranno i ristori. Quindi il tema è questo, secondo lei, no? Che alla fine il governo, non potendo sostenere i ristori per tutti, ha fatto un decreto debole, quindi con questi divieti un po' a macchia di leopardo, che però di fatto hanno delle conseguenze devastanti. Anche il fatto di non potersi spostare da comune a comune 25, 26 e 1, poi magari c'è chi lavora. Sì, certo, ma guardi che è una storia che ormai abbiamo imparato dal mese di marzo. Quando c'è stato il lockdown, le uniche attività che non sono state chiuse sono stati gli alberghi. Mi sa spiegare in pieno lockdown un albergo con cosa poteva lavorare? Zero, quindi non ci sono stati riconosciuti. Vado oltre perché cerco di essere sempre propositivo. Allora, la posizione del mio nazionale qual è? La posizione del nazionale è: bambole, non c'è una lira, è inutile che ci prendiamo in giro, e i soldi del MES, e i soldi del recovery, e debito straordinario del paese, per dare che cosa? Una mancetta a ciascuno che non serve a nessuno. Dateci una garanzia statale su finanziamenti a 20 anni, mutui sostanzialmente a 20 anni, a un basso tasso di interesse, e ci arrangiamo noi. Ma non dateci le mancette, i 3.000 euro, i 2.000 euro a un albergo, cosa vuole che, o i 600, gli 800 a un bar. Non servono assolutamente a nulla. Piuttosto concedeteci l'appoggio dello Stato, la garanzia, in modo che le banche possano a loro volta erogare, perché il precedente provvedimento che dava al 90% la garanzia dello Stato e al 10% a carico del privato sostanzialmente, ha paralizzato di fatto il sistema bancario, il quale si è rifiutato. Fa fatica, diciamo, ad erogare anche quei finanziamenti lì. Dateci il 100%, le banche a quel punto i soldi ce li danno, noi li ripagheremo in 20 anni, passeremo sta annuttata, se mi passa la battuta, sta annuttata del Covid, come abbiamo passato tante altre disgrazie, e quantomeno avremo 20 anni per ripagare i debiti contratti nel corso di questi 2 anni, perché ormai non si parla più di un anno, bisogna 2 anni. Senta, per gli alberghi della montagna si sa qualcosa? Aperture, non aperture? Ma, come ha detto giustamente lei, bisogna aspettare il testo definitivo. Pare che ci si stia avviando verso chiusi gli impianti di risalita, quindi lei cosa ci va a fare in montagna? Gli alberghi invece aperti,
Però adesso lì c'è una diatriba se non possono dare la cena dopo le 6 del pomeriggio, e sicuramente quello che pare certo è che il cenone di Capodanno ve lo potete comodamente consumare in camera. Allora lei mi dica a questo punto chi è che viene in montagna. Certo. Fai prima a dire chiudo tutto, do i famosi ristori, do garanzie, do quello che voglio dare, ma chiudo tutto. Suona come una presa in giro. I miei colleghi della montagna in questo momento stanno seriamente pensando, ma la stragrande maggioranza, di aprire col 10, col 7 o il 10 di gennaio. Con l'apertura degli impianti, perché dal 7 di gennaio si può sciare. Sì, ma lei ha idea di cosa significa appunto per gli impiantisti dover innevare e per gli albergatori tenere aperto un albergo con i costi che corrono? Vi faccio un esempio banalissimo, quello del riscaldamento in montagna. Riscaldare un albergo in montagna un mese per non lavorare. Che peso ha avuto la sua associazione di categoria in questa partita? In questa partita noi siamo sempre stati sul pezzo, come da nostra buona consuetudine. Siamo stati anche auditi, ascoltati, abbiamo fatto proposte, eccetera, però effettivamente sembra di cozzare contro un muro. Gli assessori regionali avevano fatto una bellissima proposta. Tutti insieme gli assessori regionali della regione alpina avevano detto: caro governo, d'accordo con noi, facciamo che gli alberghi aprono, gli appartamenti, seconde case aprono gli impianti di risalita, abbassiamo il carico di tutto il pendolarismo che c'è in montagna, che secondo noi era un'idea molto corretta, perché veniva incontro alle esigenze sanitarie, consentiva agli alberghi, magari a mezza forza, però di aprire, consentiva di sbarcare il lunario, diciamo, di mantenere una parvenza di normalità in una situazione che normale non è. E il governo ha risposto picche. Spesso hai la sensazione che ci sia gente al governo, primo, che non ha chiarissimo quello che sono le tematiche industriali, fra virgolette, del mondo del turismo. E poi soprattutto questa difficoltà grande di dialogare, non con noi, con le regioni, lei si immagini. Quindi insomma c'è un comitato tecnico scientifico che dà i numeri, sulla base di questi numeri ci si muove, no? Quindi c'è un po' la sensazione, anche Fontana oggi ha detto, tutte decisioni calate dall'alto, noi non veniamo ascoltati. Lei pensa che alla luce di questo nuovo DPCM ci potrà essere qualche forma di sollevamento popolare anche della categoria? Oppure no, non è il momento? Sollevamento popolare no, frustrazione tantissima, rabbia tanta, miseria che corre, perché chiaramente non aprendo gli alberghi il personale non si fa un mese intero di stagione e sono soldini. La montagna oltretutto è uno dei territori per eccellenza che dipende di più dal turismo, dipende del turismo per la grandissima parte percentuale del fatturato delle zone alpine, e conseguentemente soffrirà di più di quello che possono aver sofferto non gli albergatori, intendo dire, ma complessivamente a regioni che sono poco turistiche. È il solito discorso, in Veneto i 18 miliardi che fa il turismo sono tanta parte dell'economia del Veneto. Ci sono altre regioni, non mi faccia fare i nomi ma le intuite facilmente, che se anche chiude tutto il turismo quasi non se ne accorgono, perché hanno altre fonti di redditività. Ecco, nella nostra regione, che è la prima regione turistica d'Italia, ripeto, 18 miliardi di euro di fatturato che gira attorno al mondo del turismo, mettere in crisi il turismo è mettere in crisi la regione. Senta, Presidente, qualcuno aveva sollevato la richiesta, in particolar modo mi riferisco agli albergatori termali, no? La richiesta di poter chiedere di trattenere le imposte della tassa di soggiorno che i comuni hanno ricevuto per poterla destinare a loro, perché oltre alla montagna c'è anche tutto il comparto termale, e poi ad esempio mi viene in mente il lago di Garda. Anche qui vietare gli spostamenti tra comune può creare enormi danni, enormi. Certo, guardi, cosa ne pensa? Quella della tassa di soggiorno è la prima cosa che abbiamo chiesto a febbraio ai sindaci. Mettetevi la mano, abbiamo detto, ho scritto una lettera io personalmente a tutti i sindaci, a nome della categoria ovviamente, e ho detto mettetevi una mano sulla coscienza. Eravamo a fine febbraio, credo, quando scrissi, tassa di soggiorno
tanto non incasserete niente di tasse di soggiorno, fate almeno il bel gesto di toglierla. Si è mosso qualcuno? Che mi risulti sì, 2 o 3 sindaci che hanno effettivamente capito che tanto prendevano aumento 1 milione l'anno di tasse di soggiorno, ne avrebbero presi 50.000, tanto voleva che facesse una bella figura, hai capito? Neanche quella, la maggior parte dei sindaci neanche quella. Dopo la Tari, esempio mio personale, io quest'estate non ho aperto l'albergo perché devo pagare la tassa di immondizie a livello di, per un accordo col comune, per fortuna poi alla fine qualcosa di sconto l'abbiamo portato a casa, però questo è un paese che ormai deve arrivare al fatto che tanto produco e tanto spendo e tanto pago di tassa delle immondizie. Siamo nel 2020. Non è pensabile che si stimi che un albergo debba consumare tot. Un albergo senza ristorante? Cioè, lei capisce? E poi quest'anno soprattutto gli alberghi, nelle città d'arte gli alberghi hanno lavorato al meno 90, meno 80% dell'anno prima. Credo che sia abbastanza giusto consentire che la tassa diminuisca, visto che è una tassa corrispettivo di un servizio che non è stato erogato. Senta, allora noi adesso andiamo in pubblicità, le chiedo di restare collegato con noi per fare ancora un paio di passaggi e poi la congediamo e sentiremo la diretta del Presidente Zaia. Allora, a tra pochissimo. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Siamo in collegamento con Marco Michieli, Presidente di Federalberghi Veneto, Vicepresidente di Confturismo Nazionale. E allora vorrei riprendere brevemente la nostra chiacchierata perché il Presidente Pattanè ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Ha detto: stiamo pagando una comunicazione mediatica che è più letale del virus. Ce la traduce questa affermazione? Sì, la comunicazione mediatica fatta è quello che dicevo prima sostanzialmente, lunedì si può, martedì non si può, mercoledì si può ma con restrizioni, giovedì fermi tutti che ci stiamo pensando su, è il massimo del peggio. Allora, da un lato ci sono le imprese che hanno bisogno, necessità come il pane di avere certezze. Dite che chiudete, bene, chiudete fino a uno si organizza, si attrezza, non è felice ma si organizza e si attrezza. È questo continuo tiramolla che sta snervando gli imprenditori, attenzione, e dissanguando economicamente gli imprenditori, perché chi si attrezza per poter partire e poi subisce lo stop, intanto le spese le ha sostenute. Ecco, dal lato invece dell'utente, anch'io sono un utente, anch'io vado in vacanza, mi muovo, vado negli alberghi, eccetera. Vado, non vado, si può, non si può da una regione, non si può da un'altra regione. Guardi, le do un dato molto semplice. Siamo i primi di dicembre, quindi 1 mese e 10 giorni fa circa, 40 giorni fa, diciamo, ero su a Belluno con i colleghi della montagna e mi dicevano che non erano entusiasti perché avevano circa metà delle prenotazioni in carniere che avevano lo stesso periodo alla stessa data del 2019, quindi partivano già al 50%. E è incominciata la querela regioni rosse, gialle, verdi, quello che è, e chiaramente prenotazioni assolutamente nessuna, disdette a nastro anche di quelli che avevano già prenotato. Si metta nei panni di questi imprenditori. Questi imprenditori bisogna vederli come della gente che ha il suo lavoro ma dà lavoro. Si può quantificare l'indotto del Ponte dell'Immacolata? Non è quantificabile? Mi spiace, è difficile, soprattutto per periodi così corti, perché bisognerebbe avere statistiche puntuali, località per località, e poi aggregarli. Mi spiace, ma comunque se vuole una cifra tagliata con la mannaia, veramente tagliata con la mannaia, ed è un ragionamento che vi propongo, il turismo nel Veneto vale 18 miliardi di euro di fatturato in un anno normale. Quest'anno abbiamo lavorato mediamente, perché dobbiamo fare la media fra mare e lago e montagna, che un 50% hanno lavorato. Le città d'arte povere, Venezia compresa, stanno lavorando al 10-20%, diciamo che una media sia attorno al meno 60%. Lei prende il 60% di 18 miliardi, ha presto fatto il conto, una decina di miliardi di fatturato perso, c'è tutta.
Esiste secondo lei, allora non c'è stata una linea guida europea, no? Questa cosa l'ha criticata, è stato il primo il presidente Zaia a dire l'Europa di fatto non c'è, no? L'abbiamo visto con gli impianti sciistici ma non solo, no? Anche proprio con la gestione della pandemia. Che cosa le è piaciuto? Quale Stato le è piaciuto in Europa per come ha gestito e come sta gestendo la pandemia? Bisogna dire la Germania. Bisogna dire la Germania, perché la Germania alla fine, attenzione, perché a darsi le martellate sulle dita dei piedi è facile. Bisogna considerare che in Germania la pandemia, l'infezione è partita quasi un mese dopo che da noi. Allora, dopo un mese in cui i medici erano allo sbando più completo, non sapevano letteralmente che cosa fare contro questo virus, dopo un mese i nostri medici avevano capito, le faccio l'esempio più banale, le prime settimane intubavano direttamente tutti, poi hanno capito, grazie alle autopsie, che era un problema di guardi, non voglio addentrarmi in dettagli, i medici pertengono, ma era un problema di coaguli, mi pare aver capito. Insomma, un anticoagulante faceva molto meglio che intubare chiunque. I tedeschi sono arrivati sul pezzo con noi che avevamo già fatto dolorosamente esperienza di queste cose, ma questo non toglie che i tedeschi sono bravi, avevano il triplo delle nostre terapie intensive, sono disciplinati, perché c'è anche questo da dire, ai tedeschi se la Merkel dice non si esce dopo le 6 di sera, non occorre mandare in giro la polizia. E io qui volevo arrivare con lei, perché appunto è vero, i tedeschi hanno già preparato gli stadi per la campagna vaccinazione, sono organizzatissimi, ma c'è una forma di disciplina che non possiamo paragonare insomma alla nostra, proprio perché insomma ne abbiamo viste tante. Adesso abbiamo anche il dato che ci manda variati dal Ministero dell'Interno con i controlli in Veneto, tantissimi controlli, sono ancora le sanzioni, insomma è una disciplina che non c'è. Forse se l'atteggiamento degli italiani fosse stato diverso, il governo avrebbe potuto gestire in maniera diversa anche queste vacanze di Natale, perché non è solo la questione di festeggiare il Natale, ma è appunto non mandare in sofferenza un'intera categoria economica. Certo, adesso è un discorso pericoloso, nel senso che è scivoloso, ecco, per meglio dire, però capiamoci anche, io non ho contezza di cose eclatanti successe anche da noi nel Veneto, per carità, hanno beccato quelli che facevano in 40 lo spritz eccetera, però i casi più eclatanti, quelli che sono balzati agli onori della cronaca, sono avvenuti in altre regioni. Mi lasci rivendicare per il Veneto una mentalità un pochino più vicina a quella dei tedeschi di quanta abbiano in altre zone del paese. Questo è un dato di fatto oggettivo, insomma, per cui anche nella declinazione delle misure da prendere, secondo me bisognerebbe considerare anche questo. Diciamo che i piemontesi siano i più ligi di tutti. Bene, i piemontesi hanno la possibilità di essere un po' meno controllati perché si autocontrollano. Un'altra regione non sono così, li controlleremo un po' di più. L'italico spirito anarchico c'è dappertutto, permea tutto il paese, però insomma c'è parte del paese che è un po' meno permeata. La montagna soprattutto, sono gente seria, gente senza fronzoli, capisce? Cioè, stiamo parlando le regioni più importanti: Trentino Alto Adige, provincia di Belluno, provincia di Udine, insomma Friuli, il nord della Lombardia, il nord del Piemonte, insomma sono più tedeschi esatto. Marco Micheli, grazie per essere stato con noi. Tra pochissimo avremo la diretta del presidente Zaia, grazie ancora e le auguro insomma un buon lavoro. Poi insomma questa sera conosceremo di più di questo DPCM e magari lo commenteremo insieme anche domani. Arrivederci, grazie. Grazie a voi. E a questo proposito vi diamo questa notizia, ovvero che la campionessa paralimpica Bebe Vio, conosciutissima ovviamente, è stata multata, a proposito del discorso che stavamo facendo prima, per essersi fermata con alcuni amici all'interno di un locale ancora aperto dopo il coprifuoco delle ore 18. L'episodio riportato dai quotidiani veneti del gruppo Gedi sarebbe avvenuto il 29 novembre scorso a Mogliano Veneto, dove vive la sua famiglia. I carabinieri sono stati avvertiti da alcuni residenti, hanno effettuato un controllo nel locale intorno alle ore 20 e hanno trovato la schermitrice mentre era con alcuni amici nel locale
che a quell'ora avrebbe potuto soltanto effettuare il servizio da sport a domicilio. Bebe Vio è stata trovata appunto con gli amici a bere al bancone, è scattata un'ammenda di 400 euro che è stata pagata. Il locale dovrebbe invece ricevere l'ordine di chiusura per 5 giorni. Noi oggi insomma siamo andati a sentirlo. Vedete già inquadrata la sala dell'unità di crisi di Marghera, siamo in attesa della consueta diretta del Presidente Zaia. Intanto finché non arriva, poi noi abbiamo la nostra Ilaria Marchiori lì sul campo, vi do un'altra notizia di cronaca, ovvero riguarda il sequestro della Guardia di Finanza di Treviso, che ha sequestrato 117 tonnellate di pellet contraffatto e denunciato 19 persone, tra titolari delle ditte coinvolte e trasportatori, per introduzione nello Stato di prodotti contraffatti, frode in commercio, apposizione di segni industriali, mendaci e ricettazione. Il pellet proveniente da Slovenia, Croazia, Polonia, Ucraina, già confezionato in sacchetti da 15 kg, era pronto per essere commercializzato al dettaglio da diversi rivenditori nelle province di Padova, Roma, Frosinone e Pescara, in frode ai consumatori, ai quali sarebbe stato presentato nella gran parte dei casi come prodotto certificato con il marchio internazionale M+, cosa che in realtà non era. Allora, siamo ancora in attesa di collegarci con Marghera, l'unità di crisi. Allora, abbiamo raccolto i primi commenti a caldo alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sugli spostamenti, quello di cui vi abbiamo aggiornato in apertura di questa edizione straordinaria. Allora, andiamo a sentire le voci raccolte, come commentano i divieti che di fatto contraddistingueranno questo Natale, e poi insomma, se dovesse arrivare il Presidente Zaia, ovviamente staccheremo il servizio e ci collegheremo subito con Marghera. Meglio che rinunciare ai parenti, è meglio rinunciare al pranzo. Usa l'arma dell'ironia questa ragazza trevigiana commentando lo stop agli spostamenti tra comuni nei giorni clou delle festività annunciati dal governo anche in zona gialla, quindi pure nella Marca, in attesa di capire se e quali saranno le deroghe per i parenti più stretti. Ognuno fa le sue considerazioni. Un Natale blindato è questione complessa, incide nell'economia come negli affetti. Speriamo di no, da comune a comune. Perché? Perché mamma abita a Treviso, io abito a Ponzano. Penso che sarà un'occasione per stare di più a casa e magari con i parenti più stretti, non sarà neanche male. Strano sicuramente, sarà diverso da tutti gli altri anni, però credo che qualche iniziativa vada presa in questo senso. Sappiamo che sono giornate particolari in cui tutti quanti vorremmo stare in compagnia, stare insieme, però probabilmente, per quanto sia triste, quest'anno andrà così. Come vede siamo bardati appositamente perché sennò siamo di evitare per star meglio dopo, speriamo. A casa, semplicemente a casa. A casa, come tutti credo. Poi sia chiaro, Covid o non Covid, lo spirito natalizio non si inventa dall'oggi al domani. Anche trovarsi la casa piena di parenti sconosciuti che non hai mai visto, sei costretto. Vabbè, facciamo un anno di prova. Siamo ancora in attesa. Allora, stavo guardando i dati dell'ANSA per capire se ci sono delle novità. La discesa dell'RT, indice di contagio, è figlia delle norme che il governo ha emanato e del comportamento responsabile di gran parte degli italiani. Lo ha affermato in una nota il sottosegretario all'interno Achille Variati, che ha spiegato i numeri dei controlli della settimana. Sono stati 24.598 comunque nella media delle settimane, 267 le sanzioni, 5.988 gli esercizi commerciali controllati con 21 sanzioni, sacrifici richiesti per uscire dalla seconda ondata e per cercare di prevenirne una terza. Proseguiranno anche nel periodo natalizio. Sarebbe un errore abbassare la guardia adesso, proprio quando i dati, pur nella sofferenza acuta del sistema sanitario e nella drammaticità di una conta dei morti che continua ad essere pesantissima, mostrano una stabilizzazione e una progressiva riduzione. Un ringraziamento speciale, ha ribadito il vicentino Variati, lo formulo a tutti gli operatori sanitari, alle forze dell'ordine e della polizia locale, a tutti coloro che combattono questa difficile battaglia. E questo era il
sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati. Poi un'altra notizia importante, Giorgio Palù sarà il nuovo presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ovviamente ve l'avevamo anticipato. La conferenza delle regioni in seguito alle dimissioni di Domenico Mantoan, divenuto DG di Agentas, ha proposto il nome dell'ex professore ordinario di microbiologia e virologia al Ministero della Salute Roberto Speranza. Oggi la nomina sarà ratificata in conferenza Stato-Regioni. Il vicepresidente della conferenza delle regioni Giovanni Toti ha scritto al ministro comunicando la convergenza unanime. Scusate, c'è un po' di ritardo e anche un po' di via vai perché abbiamo la conferenza dei presidenti, stiamo discutendo, anzi abbiamo già discusso. Passerei subito al bollettino. Buongiorno a tutti. Allora, 2.837.802 tamponi, sono 17.857 nelle ultime 24 ore. Questi sono i molecolari. Questi sono i test rapidi, sono 1.060.240. In totale abbiamo fatto 51.362 tamponi ieri, cioè ieri, nelle ultime 24 ore. Per esattezza sono 33.505 i rapidi, quindi 51.362. Numeri impensabili se avessimo solo i molecolari. Dati alla mano, cioè impossibile riuscire a fare 51.000 molecolari in un giorno. Positivi di oggi 70.603. Positivi dall'inizio della tragedia 154.490. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 3.581 positivi, che vedete che sono direttamente relazionati, quindi c'è una correlazione con il numero di tamponi. No? Abbiamo fatto 51.000 tamponi e abbiamo 3.500, scusate, così ci capiamo. Abbiamo 51.000 tamponi e 3.500 positivi. Peraltro devo dire una roba, che adesso questo dato verrà fuori ancora migliore, nel senso che prima avevamo i tamponi positivi sui molecolari, adesso è stata recepita, ve lo annuncio, la norma a livello nazionale su nostra grande sollecitazione, per cui il numero dei positivi il numero dei positivi sarà distribuito sul numero totale dei tamponi, non solo i molecolari. È arrivato anche il provvedimento, l'ho visto stamattina. Totale dei ricoverati 3.068. Di cui 336 in terapia intensiva. Eccoli qua i due dati. Totale dei morti 3.982, purtroppo domani avremo 4.000. Più 95. I dimessi sono 7.528 più 36. Guardate, avete visto, alle 2:30 di stamattina mi è arrivata la bozza del DPCM. E quindi io l'ho letta stamattina alle 2:30 ed è un DPCM insomma, che lascia non poche perplessità. Allora vorrei dire innanzitutto, prima viene la salute, lo diciamo a tutti quelli che pensano che siamo qui solo a pensare al fatturato, no, prima viene la salute e penso che l'abbiamo dimostrato in molte occasioni. Certo è che questo DPCM è talmente, come si può dire, incisivo su alcuni aspetti, soprattutto quello sugli spostamenti,
e il governo si è visto costretto nottetempo ad approvare anche un decreto legge. Vi ricordo che c'è un DPCM e un decreto legge. Il decreto legge che va a legittimare i vincoli di spostamenti. Spostamenti che voi conoscete, perché è bene ricordare ai cittadini che questo DPCM, se non venisse cambiato dal governo, posso garantire che qualche guaio ce lo dà, nel senso che dal 21 di dicembre, per fare proprio estrema sintesi, al 6 di gennaio, gli spostamenti fuori dai territori, diciamo, tra regioni non sono possibili. Quindi dal 21 dicembre al 6 gennaio chi ha intenzione di cambiare regione, se ha la possibilità, lo deve fare prima del 21 dicembre e deve restarci poi fuori fino al 7 gennaio. Quindi dal 21 dicembre al 6 gennaio nessun spostamento fuori regione. Il governo, sempre in questo DPCM, stabilisce che nei giorni 25, 26 e 1 gennaio divieto di spostamento all'interno della regione, 25, 26 e 1 gennaio. Sì, scusate, 3 comuni, scusatemi. Il che vuol dire che si aprono 2 scenari, uno di natura umana, che è quello della mancata ricongiunzione dei parenti, pensate solo al primo grado, cioè genitori con i figli, se non abitano nello stesso comune. E io penso che questo aspetto, che è meramente umano, per la regione del Veneto viene prima di tutti. Io oggi l'ho detto alla conferenza dei presidenti, verrà messo nel documento inviato al governo, però guardate, ci sono 1000 altre soluzioni per pensare di evitare gli spostamenti, magari giustificando coloro che hanno il ricongiungimento familiare, che è la cosa più dimostrabile che ci sia, no? Pranzo di Natale sto andando a casa dei miei genitori o sto andando a casa dei miei figli. L'altro aspetto è che se in questi 3 giorni il confine è comunale, capite che territori, diciamo, di periferia come i nostri, di campagna, diciamo, dell'abitato diffuso, dove noi abbiamo il comune medio che ha poco meno di 5.000 abitanti, capite che la sperequazione anche di natura costituzionale è estrema. Cioè vuol dire che il 24, il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio il cittadino che abita in una città come Roma, che ha 3 milioni di abitanti, può tranquillamente passare dai Parioli a Ostia, da Ostia andare ai Castelli Romani, e comunque la vita, fra virgolette, se così si può dire, è ancora quasi normale. Pensate semplicemente al tema dei pranzi, il ristorante e quello che si può fare, perché i ristoranti sono aperti. Nei nostri comuni tu di fatto vivi in regime di semi-lockdown, cioè non ti sposti più, cioè nei nostri comuni in quei giorni vivi l'effetto della zona rossa, anche se sei in zona gialla. Nei nostri comuni in quei giorni i ristoratori possono chiudere, nel senso che non è che gli sto dicendo di chiudere, dico che l'effetto è inevitabilmente che gli unici avventori che possono avere a pranzo il giorno di Natale, a pranzo il giorno di Santo Stefano, perché è chiuso dalle ore 18, e a pranzo l'ultimo dell'anno, perché sono comunque 3 giorni, sono semplicemente clienti di quel comune. Io penso che sia evidente la sperequazione. Prima viene la salute, però scusatemi, penso a una metropoli che può essere Roma, può essere Milano, può essere insomma una grande città. Guardate, lasciate perdere il riferimento a una città specifica, non ce l'ho con nessuno, anzi tutti hanno diritto di avere gli stessi servizi. Ma capite che se il tema è sanitario, di movimentazione, allora tu chiudi Badia Calavena, chiudi Badia Polesine, chiudi Colceresa,
Ceresa, lo pronuncio sempre male, chiudi Laghi, il comune più piccolo del Veneto, chiudi Roccapietore per un fatto sanitario e lasci che 3 milioni, 4 milioni di persone che vivono in un territorio grande come una regione, ma sono un comune, possono spostarsi come vogliono. Cioè, che senso ha dal punto di vista sanitario? Cioè, i 400 abitanti di... quanti abitanti ha Laghi? 400? No, 150. Sì, 400 Porto Buffolè. Cioè, i 150 abitanti di Laghi o i 6.000 abitanti di Godega di Sant'Urbano, che è il mio comune di origine, hanno meno rischi di un territorio che ha milioni di abitanti. Capite che non sta in piedi dal punto di vista sanitario? Ma non sto proponendo di chiudere in casa le persone, sto dicendo che l'equilibrio nella norma non tiene conto di un aspetto che ha anche una ricaduta sanitaria. Cioè, considerate che una città di 3 milioni di abitanti come Roma ha più del doppio degli abitanti del Friuli Venezia Giulia, tanto per dare una dimensione. Cioè, una città come questa ha 2/3, è grande come 2/3 del Veneto. Cioè, noi chiudiamo in un comune microscopico 3.000 abitanti, 4.000 abitanti e 3 milioni di abitanti, diciamo sì, ma c'è il confine comunale. Non ha nessun senso dal punto di vista epidemiologico, perché vuol dire che permetto a 3 milioni di persone comunque di avere relazioni normali, comprese quelle della ristorazione. Ripeto, non ce l'ho con Roma, non ce l'ho con le metropoli, ma voglio semplicemente dimostrare che la norma non sta in piedi. Io penso e spero che il governo, in queste poche ore che ha a disposizione, che sono comunque utili, riveda questi aspetti del DPCM. Li riveda nell'interesse della sanità pubblica, ma consideri appunto che se il problema è la movimentazione, lo deve essere per tutti, non solo col divieto per chi ha la fortuna o sfortuna in questo caso di vivere in un piccolo comune, che rappresenta la stragrande maggioranza dei cittadini italiani, voglio ricordare, perché tolte le 10 aree grandi metropolitane italiane, il resto sono tutti piccoli comuni. Dall'altro quello dell'aspetto umano, il ricongiungimento familiare il giorno di Natale, non vi cito neanche l'ultimo dell'anno, parlo del giorno di Natale, lo trovo che non cambia il corso della storia del coronavirus. Dopodiché avete visto che sulle case, le seconde case, comunque per poterci andare basta presentarsi il 21 e fino al 6 gennaio ci resti lì, non hai nessun problema se sei fuori regione. Sugli impianti di sci avete visto che la visione è quella di chiudere tutto e di riaprire dal 7, se non ricordo male, e poi c'è tutta una serie di attività, tra le quali una che è quella dei prefetti. Allora, io posso capire che ci sia qualche regione che ha difficoltà, ma noi, a parte il fatto che noi abbiamo ottimi rapporti con i prefetti del Veneto, che sia chiaro, ho sentito anche stamattina il prefetto Zappalorto, al quale faccio gli auguri di pronta guarigione, ormai è guarito, insomma, e dico semplicemente che, ma questo l'ho detto anche nei giorni passati, noi abbiamo un ottimo rapporto con la dottoressa Palumbo. I miei assessori che sono coinvolti per i trasporti e per la scuola, quindi la vicepresidente De Berti e l'assessore Donazan, stanno seguendo questa partita. Se proprio devi fare intervenire il prefetto, fallo intervenire nelle regioni dove non riescono a venirne fuori, ma noi siamo pronti. Cioè non puoi, come si può dire, esautorare competenze regionali perché bisogna puntare all'equa divisione del malessere. Fra l'altro Fazio mi ha chiesto di chi è la citazione, è mia? È mia, non c'è nessuno che l'ha detta questa. Noi dobbiamo valorizzare invece le realtà che sono in grado, noi il piano ormai ce l'abbiamo di fatto, mi dice l'assessore De Berti, la vicepresidente, però è pur vero
che non possiamo accettare che ci sia, peraltro non vi è forse chiara la procedura, ma la procedura dice c'è un tavolo prefettizio, decide gli orari, per carità si potrebbe discutere sul fatto che la competenza sulla scuola non è della regione, decide gli orari e tutto, se poi nessuno ne viene fuori, il presidente della regione fa l'ordinanza e l'impone. Sì, beh, questa è la procedura, perché se il tavolo prefettizio non giunge a una soluzione, c'è scritto nella DPCM, il presidente della regione provvede ad ordinare. E ora cosa me ne faccio del tavolo prefettizio? Ma vi ripeto, non è una contrapposizione, perché in un momento come questo bisogna anche collaborare. È semplicemente vuol dire che noi rispetto all'apertura delle scuole ci siamo. Le scuole dovrebbero aprire, diciamolo, ai cittadini al 50% di date e al 50% in presenza dal 7 di gennaio, se non ricordo male. Ecco, anche lì la norma forse va letta un po' meglio, forse ho letto male io, però se tu dici riaprire al 50% rischi di prendere dentro anche le elementari e le medie in burocratese, no? Forse varrebbe la pena dire il 50% di quelle che attualmente sono chiuse, perché non vorrei che qualcuno, imponendo peraltro i trasporti al 50% della loro capacità, quindi si apre anche lo scenario dei trasporti nuovamente. Giusto che ci siano queste preoccupazioni, però è giusto dire anche com'è la posizione. Io vi ho detto qual è la posizione del Veneto, che è insostenibile il tema della sperequazione tra territori. Non sto dicendo, se uno dice chiudi tutto è perequativo, se dici apri tutto è perequativo, ma se dici tu sì e tu no è sperequativo, quindi lede un principio costituzionale. Il tema dell'umano, del Natale, e poi quello che vi ho detto dei prefetti e i ristori, qui non c'è traccia di ristori. Si è fatto un decreto legge nottetempo per legittimare il blocco degli spostamenti, si poteva tranquillamente in un decreto legge mettere dentro anche i ristori. Cioè, noi abbiamo i ristoratori che ci chiamano, che ci dicono che alla luce di questi dati ha più senso avere garanzia di un ristoro e chiudere. Ma lo dicono non perché vogliono chiudere, lo dicono perché sono disperati. Ma molte attività, pensate, le cito perché conosco il mondo, tutto il mondo dell'intrattenimento, delle discoteche, gli spettacoli viaggianti, cioè tutto il mondo degli artisti, i teatri sono chiusi, le piscine, palestre, insomma ce n'è per tutti i gusti. Non sto dicendo che non c'è il Covid, non sto contestando il fatto che ci vogliano delle misure, ma dico che così creano conflitto sociale, meglio conflitto sociale, creano guerra tra poveri, perché sarà inevitabile che poi ci saranno dei cittadini di Serie A e di Serie B. Se avete domande ragazzi e poi torniamo su perché abbiamo collegamenti aperti. To Giacomuzzo Pederiva, Moscati, vabbè andiamo va, tanto scrivo. Sì, allora, ciao. Buongiorno Presidente. Beh, insomma, par di capire che il confronto con il governo da parte della conferenza delle regioni non abbia prodotto i risultati sperati, visto che ci sono questi temi su cui c'è un forte dissenso. Il fatto che lei sottolinei l'esistenza di una sperequazione anche di carattere istituzionale sembra quasi alludere a un possibile ricorso, o no, capisco male? No. Ecco. È bene chiarirlo, cioè io non intende procedere in questo a impugnare. No. Ecco. E invece, siccome se ben ricordo, oltre al DPCM era in scadenza anche la sua ordinanza. Scade, fine, si applica il DPCM, penso che sia più che sufficiente visto così. Ricordiamo che la sua ordinanza può avere incidenza restrittiva, ma non sembra il caso di restringere ulteriormente. No, vi dirò una roba, leggete bene la norma sui centri commerciali, io non lo so, ma è la seconda volta che leggo la norma sul secondo DPCM e ancora una volta le grandi strutture di vendita singole restano aperte.
L'altra volta le ho chiuse io con l'ordinanza. Leggetelo bene, dice centri commerciali, negozi nei centri commerciali, parchi commerciali e assimilati. Vuol dire che il grande bussolotto di vendita, io non ce l'ho, però dico, anche qui, se il problema dell'assembramento in un punto vendita grande è un problema, sappi che ancora una volta si sono dimenticati di questa fase. È la seconda? Prego? Sì. Quindi ecco, vuole magari ricordarci quali aspetti della sua ordinanza decadono? Guarda, al momento nella vita quotidiana. Intanto al momento dovremmo vedere quale sarà l'esito del DPCM. Noi siamo sempre chiamati a soluzioni restrittive se ci sono condizioni epidemiologiche che prevedono soluzioni restrittive. Vedremo anche quale sarà domani la classificazione come zona per il Veneto. Dopodiché decade la chiusura dei negozi fine settimana, cioè la domenica di tutti i negozi. Anche qui guardate, io mi sono stancato anche di rispondere, però lasciatemelo dire per l'ultima volta. Non posso accettare che ci sia ancora gente che... Ma a parte i leoni da tastiere, qui vabbè, fa parte dell'arredamento ormai, no? Ma basta guardare gli orari, uno che quando tutti lavora che ha tempo di scrivere fare il leoncino, vuol dire che qualcosa a gag non funziona. Vabbè, non importa. Però quelli che si prendono la briga di mandare le mail dicendo che è scandaloso che io abbia aperto le medie e grandi strutture di vendita, vorrei ricordare che io le ho chiuse, perché sono aperte per legge. Cioè, in che lingua devo dirvelo? Non le ho aperte perché invece tutta Italia le ha chiuse. L'Italia le ha aperte, io le ho chiuse per 3 settimane, dopodiché le ho aperte non tutta la settimana perché erano già aperte, le ho aperte il sabato. Guarda che non è difficile capirlo sta roba, no? Contingentale oltretutto col numero di clienti. Cioè, se voi guardate l'Italia ad oggi, chi ha la restrizione più alta anche delle zone rosse rispetto alla struttura di vendita è il Veneto, e mi scrivono che abbiamo allentato a differenza degli altri. Ma che film ha visto sta gente? E alcuni scrivono anche bene, per cui in maniera forbita, cioè, sono bravi in grammatica ma pessimi in comprendonio. Quindi diceva decade la chiusura domenicale dei negozi? Beh sì, nel senso che noi ci allineiamo al DPCM, è ovvio. Decade il contingentamento negli ingressi, uno ogni 20 metri quadrati? Sì, l'ordinanza decade, se poi si tornerà a ripristinare il contingentamento staremo a vedere. Vi dirò che anche abbiamo tentato quella norma, diciamo, molto social, no? Cioè, per gli anziani. Anche stamattina ho visto code di anziani assieme ad altre persone alle 11 del mattino al supermercato. Cosa volete vi dica? Ne prendo atto. Resterà nella storia che noi ci abbiamo provato. E secondo me era una norma di civiltà da paura. Però ci vogliono entrambe le fasce d'età, quelli che ne approfittano di questa regola e quelli che la subiscono che si mettono d'impegno, ma se anche chi la dovrebbe portare a casa in positivo non la utilizza. Io ho soltanto un'altra questione da sottoporle, che insomma è una questione, se vogliamo, di nicchia. Comunque ci sono svariati lettori che lamentano il fatto, si lamentano dell'atteggiamento dei fumatori lungo la strada, che abbassano la mascherina, che se ne vanno lasciando un aerosol di tabacco e magari anche di virus. Alcuni comuni, penso a Cittadella, hanno anche normato questa cosa, prevedendo delle zone fumatori all'esterno delle quali non si fuma, non ci si abbassa. Sì, ma guarda, sono giuste tutte queste regole che si danno. In alcuni paesi non si può neanche fumare all'aperto, a Singapore tu non fumi all'aperto, per dire, no? Però al di là di questo, dico qualcosa ancora di più, forse sibillino, cioè, cerco di chiarire. Tutti noi siamo impressionati dal fumo, no? Ma il fumo non è altro che un marcatore della nube di vaporacqueo che facciamo uscire anche se non fumiamo.
Quindi quando non vediamo il fumo, che è quello che ci impressiona di più, sappiamo che c'è comunque una nube invisibile che è uguale a quella che vediamo della sigaretta che lambisce. Per questo portiamo le mascherine. Cioè non vorrei che qualcuno pensasse che il fumo veicoli. Quando si parla di regole per i fumatori, lo si dice per un solo motivo, perché per fumare devono togliere la mascherina. E quindi si dice devi stare distante dagli altri, perché se no il tuo vapore acqueo rischia di diffondersi, ma non perché sia il fumo che lo diffonde. Quindi se vi serve un'immagine, lo dico a chi è a casa che ci segue, è presto detta, è quella, immaginate che quando vedete le persone abbiano tutte una coltre di fumo come fossero dei fumatori e voi ve lo respirate. È il vapore acqueo che emettiamo, che ognuno di noi emette per respirare, è quello che è il veicolo vero, non è che il fumo è un veicolo. Il fumo è un problema perché stai tanto con la mascherina abbassata, se sei vicino a delle persone rischi di infettarli. Allora Tanto è vero che se non ricordo male è previsto 2 metri di distanza per il fumo, chi è che se la ricorda la norma? Sulle linee guida io ho visto 2 metri di, no, è DPCM addirittura, 2 metri di distanza, no, l'abbiamo messa anche in ordinanza, ormai se perdiamo con tutte queste carte. Allora io vi ho ordinato Pederiva, Giacomuzzo, Moscati, Marchiori, Colombo, Bonet, dopo. Ah, scusa, Pete no, perdonami. Curzio. Grazie, buongiorno Presidente. Ciao. Mi perdoni, non voglio sembrare né ingenua né provocatoria, ma perché non rinnova l'ordinanza? Penso al tema, per esempio, sollevato dal collega Bonet sullo spritz cosiddetto libero dalle 15 alle 18, che è oggettivamente un problema, almeno per quello che posso personalmente vedere nei plateatici dei bar in questo periodo, o che si vedeva appunto prima della sua ordinanza. Glielo chiedo anche perché, fatto il DPCM, si trova l'inganno, tra virgolette, sento molti che si stanno organizzando per i pranzi dei parenti il giorno 24, per cui potrebbero esserci super assembramenti in realtà concentrati tutti alla vigilia anziché il giorno di Natale. Perché non mantenere quelle prescrizioni anti-assembramento? Allora io ho detto noi ci alleniamo al DPCM e rispondendo a Marco Bonet ho detto per noi decade, dopodiché vi ho anche detto, ho aggiunto chiaramente che poi vedremo quali saranno le condizioni, anche vi ho detto, se ricordate, vediamo la classificazione dell'area, vedremo anche come vanno i dati, è ovvio, no? Vi lascia aperta questa possibilità, quindi? Giuridicamente devo tenerla aperta perché me lo impone la legge mi dice che se le cose vanno come non debbono andare, tu hai l'obbligo di attivare delle restrizioni. Solo questo, sì. E invece in caso di conferma domani della zona gialla? Ma non solo della zona gialla, anche i dati epidemiologici, perché la zona gialla mi dice una roba, poi io ho i dati dei ricoveri, tutte queste robe. Però si fa anche appello ai cittadini, cioè, per quanto possibile, poi si è visto che sugli assembramenti l'appello mi sembra sia risultato inutile, perché visti gli esiti... E le volevo poi chiedere, il suo collega Toti, Presidente della Liguria, poco fa ha definito l'atteggiamento del governo scorretto perché non ha coinvolto gli enti locali e lei ci conferma che la bozza del DPCM le è arrivata nottetempo. Alle 2:30, posso far vedere nel telefono, alle 2:30 di stamattina. Le chiedo se condivide il giudizio del suo collega per capire se è cambiato qualcosa nel clima tra le regioni e il governo dopo mesi di relativa concordia istituzionale, insomma almeno sui temi delle votazioni del DPCM. Ma sapete, questo è un DPCM e io ve l'ho definito in più occasioni che è centrale nella battaglia del Covid, tra l'altro con una durata anche importante perché se non ricordo scade il 14 di gennaio, se non ricordo male. Dico che è evidente che ormai l'approvazione del DPCM è diventato un cerimoniale di corte, no? Te lo mandano, tu dai, la legge dice sentite le regioni possono dire sì, ni, mi, no, sì, forse, cioè, sentite le regioni. E quindi se chi lo scrive, quel sentite le ragioni, lo interpreta come dopo te che io mandi, che torna in Rio e lo pubblichiamo, le ragioni sono sentite ma per modo di dire. Tant'è vero che noi facciamo sempre documenti che restano agli atti dicendo quali sono le correzioni che vorremmo fare, che non vengono mai accolte. Quindi atteggiamento scorretto anche secondo lei? Secondo me sì, perché su alcuni aspetti in maniera assolutamente collaborativa si poteva assolutamente
affrontare ad esempio il tema dei ricongiungimenti familiari natalizi piuttosto che il tema della sperequazione nei territori con la chiusura dei confini comunali. Giacomuzzo Moscati. Buongiorno Presidente. Ciao. Ancora su questo rapporto Stato-Regione, stamattina sentivo invece un altro collega suo, Federica, che a Radio Anch'io sosteneva di non essere stati ascoltati come regioni. Non ho capito, quindi voi avete come regioni già dato una serie di indicazioni prima del DPCM oppure adesso a seguito della bozza che vi è arrivata stanotte farete delle osservazioni che potranno o non potranno essere? No, allora noi la bozza ce l'abbiamo da stanotte, quindi le osservazioni formali che il governo ci ha chiesto entro le ore 12, ma siamo un attimo in ritardo perché c'è stata una lunga discussione, verranno mandate al governo. Il governo poi, immagino, se vorrà essere magnanimo, accoglierà queste osservazioni che sono assolutamente costruttive. Se invece decide di andare giù a testa bassa e non modificare nulla, ne prendiamo atto. Vi è chiaro che il tema, scusate, io so che sono insistente su sta roba, ma non voglio passi un concetto sbagliato. Il tema del confine comunale è una questione rispettosa della sanità pubblica, nel senso che la sanità pubblica non si tutela lasciando 3 milioni di persone che possano circolare e 2.000 persone di chiudersi praticamente in casa. È una sperequazione. Cioè, mi chiedo dal punto di vista tecnico chi è il tecnico sanitario che si occupa di sanità pubblica che ha avallato con una scelta del genere, perché davanti a un epidemiologo tutti ti dicono no, sì, non è che possiamo dire che è la stessa roba. Un altro tema che ha lasciato Basiti è il rientro a scuola delle superiori, che appunto non è chiaro e questo è tutto da chiarire. Se si riferisse come pare, o verrebbe logico pensare solo alle superiori, il 50% in realtà non è un vero rientro. E quindi qui la prima domanda come la vede lei? La seconda cosa, sui prefetti chiedo, non è che il prefetto agisce solo sulle scuole e non sui trasporti o proprio è esplicitato sui trasporti? No, il prefetto c'è scritto chiaramente che fa un tavolo invitando l'assessore ai trasporti, il sindaco delle città metropolitane, eventuali sindaci coinvolti, dice il DPCM, e ovviamente l'ufficio scolastico regionale per stabilire, diciamo, gli orari differenziati, che ovviamente devono poi interfacciarsi con la possibilità di fare i trasporti differenziati, no? Uno entra alle 8 del mattino, una classe entra alle 10. Dice poi che se non si raggiunge, se non si trova una soluzione, o meglio se non si applica una soluzione, il Presidente della Regione decreta, cioè fa un'ordinanza lui. Questo dice. Sì, il tavolo l'avevate già fatto, con un'iniziativa di mettere semmai in fila le scuole per gli orari differenziati? Ma hanno lavorato bene i nostri con l'ufficio scolastico regionale, per cui penso che noi non abbiamo bisogno di tante regie, però la norma sarebbe stata più comprensibile dicendo che per le regioni dove non si raggiunge l'accordo regionale interviene il tavolo prefettizio, era più ragionevole, no? E l'ultima cosa, perdoni se le chiedo un commento su un lancio ANSA della ministra Azzolina, sì, che sostiene, quella contro il regionalismo, l'ha vista, regionalismo differenziato da scongiurare, per cui sostiene in pratica che le regioni che chiedono il riconoscimento della gestione di 23 materie, quindi torna sulla questione dell'autonomia. Lei dice si avrebbe un sistema a doppio binario e si creerebbe una sovrapposizione di personale dipendente da ruoli statali e ruoli regionali, quindi prende spunto da questa richiesta legata all'emergenza Covid per, mi pare di capire, bocciare anche la richiesta di autonomia. Cosa ne pensa? Cioè che è un grande contributo. Peraltro viene da una regione che ha uno statuto precostituzionale, la Costituzione repubblicana del 48, lei viene da una regione che è la Sicilia, che conosce bene l'autonomia. Questo vuol dire che propone per la sua regione il centralismo, non più l'autonomia, immagino. Cioè, è difficile sentire un siciliano, c'era Don Sturzo che nel 49
Siciliano diceva sono unitario ma federalista impenitente. Adesso c'è Lazzolina che nel 2020 dice che è tutto sbagliato. Interessante. Moscati, Marchiori, Colombo. Sì, buongiorno Presidente. Naturalmente da questa mattina si sono scatenate tutte le telefonate e riguardo appunto a questi spostamenti del Comune. Devo dire che personalmente sono anche anch'io molto colpita, perché noi siamo in 5 in famiglia e viviamo in 3 comuni diversi limitrofi, per cui chiaramente il lato umano è importantissimo. Ma la domanda che le volevo fare è questa: chi controllerebbe tutto questo spostamento? Di certo non noi. Ecco, allora, anche perché bisogna movimentare l'esercito per fare una cosa a Natale di questo tipo. Cioè non so chi fa queste norme, si pone poi il problema, come diceva lei, delle siringhe, cioè fate il vaccino, abbiamo le siringhe. Vi dico solo una roba, gli americani hanno fatto una scelta per il giorno del ringraziamento di autorizzarlo, per dire che è la festa più importante che hanno gli Stati Uniti. Cioè quella proprio vissuta dove i tacchini devono girare distanti perché sennò fa una brutta fine. Ecco, la festa del ringraziamento che si è tenuta quando? Una settimana fa? I primi, sì, il 29 novembre mi pare. E negli Stati Uniti è stata fatta con grande preoccupazione e penso che noi sul Natale, insomma, a me sembra veramente tirata. Appunto, e oltre al fatto che non sappiamo appunto chi controlla, e ci auguriamo non movimentino l'esercito, ma anche la reazione delle persone, perché effettivamente, come diceva la collega, già c'è chi si rassegna a fare il pranzo il 24, ok? Ma c'è anche chi invece prende il forcone, cioè dice, visto che non posso fare il Natale, ma faccio qualcos'altro. Per Guarda, cui c'è anche una reazione da parte della gente che potrebbe non essere proprio una roba pacifica. Io non sono per la violenza e non la legittimerò mai, ho fatto l'obiettore di coscienza, figurati. Però voglio dire una roba, che sarebbe difficile giustificare a un genitore che non riesce a vedere un figlio al giorno di Natale, giustificare questa rinuncia se magari lo stesso giorno c'è la piazza della città piena di gente. Cioè è una grossa responsabilità porre un divieto così forte per poi ritrovarci l'assembramento magari dello spritz del giorno del Natale con la piazza piena, perché a quel punto come lo giustifichi? Avete presente l'immagine, sei solo a casa, non hai visto i tuoi figli, apri la finestra o esci e vedi che c'è, oppure vedi le immagini il giorno dopo di piazze piene e dici, ma allora io che sacrificio ho fatto, per chi? E torniamo al vecchio discorso che vi faccio sempre, se il problema è l'assembramento non iniziamo a pensare alla pista di sci, parliamo di assembramenti che vanno giustamente scoraggiati con i controlli, perché il vero tema del coronavirus è l'assembramento. E anche i cittadini devono mettersi d'impegno, perché assembramento vuol dire anche far calca dentro nei negozi, dentro nelle code, cioè si vede di tutto. Diciamo che questa mattina nelle telefonate che ho ricevuto di varie persone, appunto con queste reazioni anche così, in molti confidano, dice speriamo che Zaia, cioè alla fine... Cosa faccio? Ecco, bacchetta magica. E questa è la domanda, però la speranza, tutti mi hanno telefonato per dire, cioè come se mi chiedessero, ma Zaia si opporrà a questa cosa? Ma l'opposizione qui, l'unica opposizione è quella di opporsi proponendo l'alternativa che abbiamo proposto anche come presidenti. Il problema è che qui c'è un decreto, ci hanno fatto un decreto legge, cioè e ci devono spiegare che hanno fatto una legge per dar forza a un DPCM, però per essere sicuri che nessuno possa, cioè anche prima si deve impugnare, se uno c'è un decreto legge impugni cosa? Che è efficacia giuridica fra 20 giorni è già attivo, tu cioè, ora che ti scrivi l'impugnativa se già passai 20 giorni, cioè non...
Va bene, io volevo solo dire una cosa sugli anziani che non vanno alla mattina, che molti mi hanno detto che vada e gli altri di mattina che fa freddo, perché effettivamente adesso siamo in inverno e insomma mandare un anziano... Anche questa è una considerazione. Ecco, e poi c'è un'altra considerazione, e parlo sempre per la categoria, che la spesa, una volta magari c'era il figlio giovane o la famigliola che ti faceva la spesa, l'anziano, e quindi portava il peso a casa, e li portava. Adesso con questa storia che si evita tutto questo movimento, l'anziano deve portarsi, e quando tu hai messo una bottiglia di latte, di olio e di acqua, e dopo torni di nuovo per fare il resto. Ecco, tutto qua, per cui una giustifica per gli anziani. Grazie. Prego. Marchiori Colombo. Sì, buongiorno Presidente. Mi ricollego un attimo all'osservazione della collega Moscati, perché a noi ha scritto proprio una signora anziana dicendoci che il marito non può andare da solo a fare la spesa perché ha dei problemi, si dimentica un sacco di cose, quindi devono andare in due e gliel'hanno impedito. Io lo so che ad alcuni può far sorridere, però sono delle considerazioni effettivamente, e gli è stato impedito di entrare in due. Però lei non poteva andare da sola perché non riusciva appunto a sollevare pesi vari eccetera, e lui non può andare da solo proprio perché dimentica quasi tutto. Innanzitutto buongiorno. Ci sta, ma è scritto anche nei DPCM dappertutto, cioè che comunque si può andare accompagnati se la persona che è assieme è una persona che comunque ha delle difficoltà. Questo penso che sia il caso tipico. Non serve fare la certificazione dallo psichiatra o dal neurologo. Poi ci vuole anche buon senso, no? Sì. Però secondo me, se questo è il presupposto, ha ragione. Poi un'altra cosa, le altre regioni, visto che vi sentite quotidianamente, come hanno reagito? Perché voglio dire, se la maggior parte delle altre regioni e degli altri suoi colleghi presidenti non è d'accordo come lei, è possibile che non ci possa essere una revisione, un allentamento? Voglio dire, se la maggior parte delle regioni sono della stessa opinione? No, la maggior parte, la totalità delle regioni la vede su questi punti come me. La verità è un'altra, che la legge dice sentite la regione. Spiegata, non so, c'è una legge che dice che posso dipingere le ringhiere di casa, di che colore voglio, sentito il vicino di casa. Io chiedo, ti piace verde? No, vabbè, lo faccio verde, non me ne frega niente. L'ho tradotto in maniera molto on the road, una roba giuridica. Cioè sentito, invece se il mio vicino di casa non devo sentirlo, ma è un condomino e deve dirmi se è d'accordo oppure no, quindi d'intesa col vicino di casa, perché è un condomino, non è un vicino di casa, allora se lui mi dice che non gli piace il colore delle ringhiere, devo trovare un accordo per il colore delle ringhiere. Ma qui sentite le ragioni, cioè non ha nessun peso giuridico. Cioè il governo non commette un atto illegittimo se noi diciamo non ci piace il tuo atto e lui lo fa lo stesso, che è esattamente quello che fa. Ecco, poi naturalmente anche a noi sono arrivate tantissime richieste, messaggi da poterle rivolgere. Cerco di sintetizzarle facendole un esempio eclatante. Ci ha scritto una telespettatrice che è volontaria della Protezione Civile, è OS, dice: come tantissimi miei colleghi ho fatto dei turni massacranti negli ultimi mesi, li farò anche nel corso delle festività, però ad esempio tanti di noi hanno il fidanzato fuori comune, il fratello, insomma il legame più stretto, e non c'è permesso di vederlo. E poi c'è tutta la tematica degli anziani soli che iniziano a essere già naturalmente disperati per questa cosa. Sì, il tema dell'assistenza a onor del vero è previsto, ma è previsto in tutte le leggi. Quindi se c'è motivo di salute, di lavoro, di assistenza di persone che hanno bisogno, uno ci va. Il vero tema è che il tema dei ricongiungimenti in generale è bloccato tra comuni, come vi ho detto, il 25 e 26 il primo, e tra regioni dal giorno 21 al giorno 6. Quindi abbiamo 3 giorni nei quali siamo chiusi i nostri comuni, se passa solo il PCM, e ne abbiamo altri, quanti sono? Dal 21 al 6
Sono 9, 10, 16 giorni. 16 giorni nei quali noi non possiamo uscire dalla regione. Sì, sono tutte le festività praticamente. Sì. Che anche qui però se una persona può permettersi di fare ferie, esce il 21, esce il 20, torna il 7 e ha fatto le vacanze. Ecco, e poi infine gli spostamenti verso le seconde case, mi viene da pensare che le case in montagna eccetera, a questo punto solamente all'interno della propria regione? Ad eccezione del 25, sì. 26 e 31. Quindi confermiamo che in quei 3 giorni lì neanche all'interno della propria regione in casa, nella propria seconda casa non può. E se tu devi andare in Puglia devi partire il 20. Non posso muovermi. E te starà fino a 7. Non ho così tante ferie. Grazie. Prego. Passiamo a Colombo, Bonet, Petenò e la Prigioni che si è prenotato. Salve Presidente. Ciao. Parliamo di ristori. Questo testo insomma ignora completamente questo frangente che però sarà molto importante, soprattutto per quanto riguarda i giorni top insomma, delle nostre festività. Pensa che possa essere introdotta qualche modifica entro le prossime ore, oppure se ne parlerà in futuro ancora una volta? Perché chiaramente, come abbiamo sottolineato, ci sono attività, soprattutto nei piccoli centri, che saranno devastate ancora una volta. Ma c'è sicuramente devastazione tra le attività, ve ne ho citate prima alcune, pensate al mondo dello spettacolo, l'intrattenimento, le discoteche, i cinema, i teatri, gli artisti, le palestre, gli spettacoli viaggianti, insomma tutto quello che vi viene in mente, i negozi che chiudono, i centri commerciali eccetera, ma poi ci sono anche le piste da sci, perché qua nessuno parla più del ristoro, cioè noi chiudiamo di fatto le piste da sci fino al 7 di gennaio, cioè perdono, diciamo, io direi il 70% del loro fatturato minimo, perché poi il resto dell'anno, cioè il clou è il periodo clou, il cuore del turismo, lo perdono tutto, e di conseguenza immagino anche che ci sia per i nostri alberghi, le strutture ricettive, un'egual misura. È come se noi andassimo al mare d'estate e dicessimo: guardate, il servizio da metà luglio a metà agosto fino a Ferragosto in spiaggia non si può andare. Quanti andranno ancora a farsi le vacanze in albergo in una località balneare dove non si può andare in spiaggia? E qui è la stessa roba, ci hanno tolto la spiaggia invernale che è la pista da sci, tra l'altro non facendo neanche chiarezza, o meglio la si può dedurre per tutto quello che è lo sport invernale libero, non condizionato dall'impianto, quindi ad esempio lo sci da fondo, l'alpinismo, queste robe qua, cioè, secondo me si può fare, però disgiunto dall'impianto. Bonet. Presidente, volevo capire quali sono le alternative che avete proposto come Presidenti di Regione. Ma se noi adesso nel documento si sta scrivendo, comunque sostanzialmente è quello di rivedere l'aspetto, diciamo, il primo aspetto che è quello umano, no? Del ricongiungimento familiare natalizio, con finalità sociali umane, non da festa, cioè. E dopo c'è quello della chiusura dei confini comunali, cioè che è altamente sperequativo, il tema è quindi anche lì di rivedere questo, e il tema dei prefetti e quindi la ricaduta sulle scuole. Poi il tema dei ristori che è sempre ricorrente ormai, sapete la frase che si mette ormai dappertutto. Proposte operative? Sì, cioè nel senso che magari il governo avrà tagliato sicuramente con l'accetta questa roba dei comuni, però è stato chiamato a individuare un criterio che fosse applicabile in tutta Italia. Allora mi chiedo se voi come regione avete delle alternative della serie, ok, non usiamo i confini comunali come benchmark. No, non siamo entrati nello specifico, anche per evitare, cioè, siccome c'è lo spazio per discutere di questa norma, però sai, è tagliata con l'accetta, io condivido con te, c'è da dire che dal punto di vista epidemiologico confrontare masse di milioni di cittadini libere con masse di 2-3 mila persone chiuse
in un territorio comunale non ha nessun senso. Una base provinciale? Può essere anche quella valida oppure può essere un problema, può essere anche che uno dice guarda, siccome noi dobbiamo evitare grandi movimentazioni, che si torni ai vecchi sistemi della distanza da casa, non ve lo so dire. Che quello magari funzionava perché era un'unità di misura uguale per tutti, ma dopo qualcuno può dirti che in città la distanza da casa crea comunque affollamento. La verità è che forse varrebbe la pena di agire di più sugli assembramenti, ma in maniera molto più severa, perché il vero tema sono gli assembramenti. Però sai, l'assembramento a Natale, anche qui, molti lo fanno in casa. E quindi lì c'è tutto il tema dei parenti. Dopodiché quelli che vanno al ristorante hanno le linee guida, cioè il ristorante che sia Natale o che sia un giorno qualsiasi ha le sue linee guida. Poi voi sapete, perché c'è qualcuno che già ipotizza, fatta la legge ha trovato l'inganno, facciamo i veglioni negli alberghi. No, perché c'è la consegna in camera della cena e del pranzo in quei 3 giorni, per cui anche lì non si può fare nulla. Lo diciamo per evitare che qualcuno pensi di aver trovato la soluzione, perché nel DPCM c'è scritto consegna della cena in camera. Pete no, se ti appropinqui, grazie. Poi uscirà il documento ovviamente delle ragioni. Appunto, Presidente. Proprio su questo, perciò le regioni presenteranno un loro documento che sì. farà delle proposte concrete al governo. È appena uscito ora, perché l'avevano scritto prima. E cosa in sostanza? Se c'è quello che vi ho detto io. Ma appunto la proposta, la questione dei comuni e delle metropoli che lei ha posto ha sottolineato molto, ma come può esserci una soluzione, appunto, visto che deve essere una norma che vale per tutto il paese, come si può differenziare? Perciò una città la dividi per quartieri? Non te lo so, guarda, non te lo so dire, probabilmente magari anche ragionando, cioè capovolgendo il modo di ragionare, magari non dobbiamo fermarci a territori, a delimitazioni, ma dobbiamo lavorare sugli assembramenti. Faccio un esempio, se tu proibisci ogni forma di assembramento, ma la devi proibire in maniera severa in tutti gli spazi pubblici, hai già risolto il 90% dei problemi. Ma se continuiamo a vedere i resoconti che voi ci portate di piazze strapiene, capite che a questo punto lo spostamento, cioè immaginate cosa accade in una grande città con la possibilità di spostarsi, va tutto in piazza. Una questione appunto di confronto governo-regioni, che è anche una questione alla fine anche politica. Ma perciò in questo lei si augurava un DPCM dove ci fosse fosse scritto tra governo e regioni. Questo lei dice adesso non è avvenuto, è un messaggio di critica che lancia anche su questo lei? Cioè, come la vede? Sì, ma guardi, io non sto qui a piagnucolare perché il governo fa e non ti ascolta, cioè è un dato di fatto, avevo un'opportunità, non sto qui neanche a fare tante rimostranze, perché poi finisce che giocano su sto contrapposizione. Il governo ha la legittimazione giuridica per decidere a prescindere. Se vuole ascoltare i consigli di chi è sul territorio, bene, non li vuole ascoltare e, come si può dire, il popolo giudicherà. Del resto il popolo ti guarda e ti giudica quando governi. E su questo aspetto perciò lei dice si dovrebbe in ogni caso riprendere un confronto o no tra governo e regioni? Anche perché poi la questione è, e lei lo dice, prima è la salute, certo. Per qualche misura bisogna pur prenderla anche drastica, visto che così sostengono alcuni ministri, la situazione è tale da fissare delle norme molto rigide proprio per evitare situazioni a rischio come continuano ad esserci. Vorrei essere chiaro, ho iniziato dicendolo e chiudo dicendolo, che io non sono qui a dire che non ci vogliono misure. Dico che le misure devono essere perequative. Non puoi avere cittadini di serie A e di serie B davanti al virus che comunque non guarda in faccia a nessuno. E mai, come si vuole, tollererò che qualcuno faccia passare questa posizione delle regioni come la posizione degli irresponsabili.
perché io lo posso dire con tranquillità perché sono l'unico che ha adottato con ordinanze norme che in tutta Italia non ci sono. Cioè il numero di clienti per negozio non c'è in tutta Italia per metro quadrato. La chiusura dei negozi la domenica non c'è in tutta Italia a prescindere dal colore della zona. E continuo, cioè, per cui ho il cuore in pace, non è che sto qui a portare la bandiera del negazionismo senza se e senza ma. Il virus c'è, va controllato, si vogliono le restrizioni, ma devono essere anche eque queste restrizioni. Non penso che il pranzo di Natale con i parenti rovini tutto il piano di sanità pubblica. Per quanto riguarda i negozi, mi conferma che dall'autorizzazione il nuovo DPCM ad aprire fino alle 21 mi pare? Sì, alle 21. E lei perciò non pensa di mantenere anche quell'aspetto di chiusure, di limite di... Al momento non è valutata, non la escludo, ma al momento non è valutata. C'è anche da dire che con un po' di raziocinio, se è vero che possono aprire fino alle 21, in teoria si dovrebbero anche diluire gli avventori, no? I clienti, quindi in teoria non dovrebbe proprio servire. Se poi tutti comunque scelgono di andare alle 4 del pomeriggio del sabato al grande magazzino, non camminano neanche. Comunque ricordo che i grandi, tutti i negozi hanno la capienza all'esterno, cioè non è che possono comunque caricare quanto vogliono. Al di là della sua ordinanza? Sì, è prevista per legge anche in questo DPCM, che è la capienza definita Covid, no? Prego Ilaria. Antonella Prigioni e poi Ilaria. Dai che dopo torniamo su in videoconferenza. Sì, buongiorno, di fatto era la domanda che hanno fatto già i colleghi Bonet e Petrino. Pensavo proprio al meccanismo per evitare la sperequazione un po' simile alla capienza che lei ha adottato nei negozi, quindi per densità abitativa più che per territorio comunale, se poteva essere un'alternativa proposta dalle regioni al governo. Potrebbe essere, ma potrebbe essere anche che uno dice guarda non mi concentro sui territori, mi concentro sulle attività e allora comincio a dire che la capienza in tutti i negozi è un cliente ogni 20 metri quadrati, comincio a dire che è vietata, severamente vietata ogni forma di assembramento pubblico, che chiunque consuma deve consumare all'interno dei locali da seduto, non si consuma più in piedi, non c'è più passeggio, cioè uno può inventarsi un sacco di robe per risolvere questo problema, però insomma hanno gli esperti, hanno detto così. Grazie. Marchiori. Sì, Presidente, mi scusi, due domande. Prego. Una riguarda i ragazzi che lavorano all'estero e vogliono rientrare per le vacanze di Natale. Allora, se rientrano e fanno il tampone, ad esempio alla Marco Polo di Tessera c'è il punto, quindi è possibile farlo anche nel momento di arrivo, devono fare comunque la quarantena? Dipende da che paese provengono. C'è la lista dei paesi per sì, cui... mettiamo da Londra. Te che qualcuno arriva da Londra. No. Cioè, è come la storia, un mio amico mi ha detto. No, allora da Londra non c'è quarantena. Ok. Quindi fa il tampone all'ingresso, non mi risulta ci sia quarantena da Londra. Ok, quindi se sono negativi possono stare in casa con i genitori. Certo, se non c'è quarantena. E se vogliono tornare poi all'estero devono aspettare il 6 o possono farlo il 26, 27 quando non possono? Penso di sì, perché i viaggi non sono... Cioè tu chiedi se i giorni di chiusura del confine comunale possono essere oggetto di viaggio, secondo me sì, perché... Anche quelli regionali in realtà le sì, ma una valida motivazione se uno c'ha un biglietto d'aereo o di un treno si imbarca e via. Perché magari c'è il motivo del lavoro. Sì, deve avere la motivazione però, questo è ovvio, no? Certo. La salute, lavoro, necessità impellenti, non so, che uno deve spostarsi, è preso fuoco a casa, gli altri, non so, qualcosa. Ok, va bene. Una sola domanda, se il DPCM lo scrivesse lei, in sintesi per queste festività, che cosa farebbe? Cioè guarda, si fa fatica a rispondere su due piedi a questo, di certo io ve l'ho già detto prima, il vero tema è quello di regimentare in maniera molto più concreta e severa tutte le forme di assembramento, perché sono lì dove noi perdiamo con il virus. Il resto cosa volete? Cioè, il pranzo di Natale, se uno lo fa al ristorante ce l'ha secondo le linee guida, se lo fa in casa privata deve rispettare delle regole. Ho visto le regole della Gran Bretagna che mette le 6 persone oltre i familiari, mette addirittura
la possibilità di aggregarsi a persone che vivono da sole, sono tutti i paesi un po' hanno affrontato questo tema, noi l'abbiamo fatto in maniera molto più drastica, o meglio loro l'hanno fatto in maniera più drastica. Grazie. Giacomuzzo, poi chiudiamo? Ok. Sì. Presidente, scusi, il decreto legge, quello che riguarda Sì. la mobilità, è già uscito? È in Gazzetta Ufficiale da stanotte. E non è un ulteriore sgarbo istituzionale secondo lei? Beh, insomma, allora, guarda, noi ne prendiamo atto, il decreto è il supporto giuridico fondamentale per far stare in piedi il DPCM, perché sugli spostamenti non si può fare che il DPCM vieta una persona. Sì, chiaro, ma semmai sarebbe, non so, sarebbe stato più preciso fare il contrario, quindi prima DPCM poi... Sì, non fatevi dire da qualcuno, perché poi andrete giustamente a intervistare anche l'emittente del decreto, no? I loro rappresentanti, poi ci sarà la fase parlamentare, di solito rispondono ci sarà la fase parlamentare e con le osservazioni. Sì, vi ricordo che il decreto dura 60 giorni e qui la necessità è quella di scollinare Natale il primo dell'anno, figuratevi se va in Parlamento prima del primo dell'anno sto decreto. Adesso solo c'è un lancio dell'ultimo minuto dell'agenzia ANSA che dice che la bozza del DPCM contiene la previsione di chiusura di determinate strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento. Sì, l'ho vista io. Quindi c'è questa previsione allora? Sì. Ma potrebbe essere sufficiente rispetto a quello che auspicava prima? No, io l'ho già vista questa. Il problema che poniamo noi è sempre quello dei controlli, perché queste bozze, questi DPCM contro gli assembramenti li abbiamo visti spesso, ma se nessuno va a controllare... Dopo, per carità, è un fallimento pensare che si debba utilizzare la forza pubblica per la salute dei cittadini, però... E con questo vi ringrazio. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Eccoci ben ritrovati, allora avete sentito una diretta che è durata circa un'ora, le dichiarazioni del Presidente Zaia che di fatto ha chiarito come le regioni siano state interpellate, perché appunto fino alle 12 di oggi era possibile inviare delle osservazioni, ma insomma poi di fatto non c'è nessuna violazione dell'ordinamento giuridico nel caso in cui poi il governo decida di continuare sui propri passi e quindi ignorare di fatto quelle che saranno gli aggiustamenti proposti dalle varie regioni, e sicuramente il Veneto ne avrà molti. Il tema fondamentale che ha voluto ricordare Zaia è legato un po' alla questione del ricongiungimento familiare, e in merito a questa questione abbiamo ricevuto davvero tantissime segnalazioni da noi in redazione, proprio di persone che lavoreranno il giorno di Natale e chiedono di poter tornare dalla mamma e il papà o dal fidanzato che magari abita in un comune diverso, almeno per festeggiare il Natale. Insomma, queste sono questioni che terranno banco sicuramente nella giornata di oggi. Svilupperemo nel corso dei nostri notiziari questa sera le dichiarazioni del Presidente Zaia e cercheremo anche di capire da Roma che cosa sta succedendo, perché appunto il DPCM ancora non è stato firmato. Io anticipo già che dopo la pubblicità e dopo il meteo parleremo di cose belle, perché parleremo di nascite con due ospiti di eccezione. Il primo è già qui con noi, il dottor Giuseppe Sacco, direttore di ostetricia e ginecologia dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Buongiorno. Buongiorno. E poi in collegamento Skype abbiamo il dottor Giovanni Antonio Melilli, ginecologo dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Buongiorno. Buongiorno dottore. Buongiorno. Insomma, parleremo di che cosa significa partorire in tempo di Covid e nascere in tempo di Covid. Tra l'altro, insomma, l'ULSS in cui lavorate, siamo al reparto all'ospedale di San Donà di Piave. Pensate, c'è addirittura una sezione dedicata alle mamme positive, le future mamme che devono dare alla luce il proprio figlio ma sono positive al Covid. E questa è davvero una novità e per questo ci tenevamo particolarmente a parlarne in questa sezione. Vi ricordo che potete anche telefonare da casa per fare delle domande ai nostri ospiti. Ora vi lascio le previsioni del tempo e poi torneremo in onda insieme. Il tuo dono può essere prezioso, pensaci. Bentrovati al meteo.
Come annunciata, la neve ha fatto capolino in diverse località del nostro territorio, in qualche occasione anche spolverandole di bianco. Nella giornata di giovedì 3 dicembre, temporaneo miglioramento del tempo. Nel dettaglio, sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso fino a parte della mattinata, precipitazioni diffuse con neve inizialmente fino ai fondovalle, intorno ai 600-800 metri, in seguito in pianura tendenza ad esaurimento dei fenomeni con nuvolosità anche meno compatta e con la comparsa di qualche schiarita. Temperature minime intorno allo 0 o di poco sopra, valori massimi invece tra i 4 e i 7 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto con deboli piogge, più asciutto invece entro sera. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, locali piogge al mattino sulle Dolomiti, deboli nevicate fino al pomeriggio, più asciutto in serata. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 6 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Quando vai a donare, porta un amico. Più siamo, più bene facciamo. Eccoci, ben ritrovati. Allora, che cosa significa partorire in tempo di Covid? Dottor Giuseppe Sacco, il percorso nascita è cambiato, cambia completamente questa volta. Che cosa significa partorire oggi? Cambia completamente perché proprio di oggi la notizia e la disposizione da parte della funzione ospedaliera dell'attivazione della nuova sezione Covid, completamente dedicata alle pazienti Covid positive che devono partorire nel presidio ospedaliero di San Donà di Piave. È stato un lavoro incessante, per cui dobbiamo ringraziare il direttore generale, il dottor Bramezza, il direttore sanitario, il direttore della funzione ospedaliera e l'ingegneria clinica che si è spesa tutti i giorni per darci nel pochissimo tempo una sezione completamente nuova, con una sala parto nuova, 2 sale travaglio nuove, una sala lavoro nuova e i lavori stanno continuando per consegnarci a breve, il tempo che sarà disponibile, delle sale di degenza dedicate anche per le pazienti Covid. Che cosa può significare per una mamma positiva? Cioè, quali sono le attenzioni che bisogna avere maggiormente in questo caso? La mamma positiva già psicologicamente provata, quindi bisogna metterla nelle condizioni ideali per partorire, per affrontare questo momento così speciale per lei, per il papà e per il bambino. E quindi noi dobbiamo utilizzare degli accorgimenti particolari, perché il parto è un momento in cui la mamma, che non può usare la mascherina per, esatto. È impossibilitata per il particolare impegno fisico, la mamma in quel momento produce elevate quantità di aerosol e quindi gli operatori devono proteggersi, devono assistere la mamma con gli strumenti IDP che abbiamo a disposizione, con gli appositi IDP. Per il resto il travaglio, il parto segue gli stessi canoni che si segue nelle pazienti non positive, nelle pazienti negative. Certo, quindi siamo attrezzati proprio per garantire davvero la sicurezza, la tutela della salute, però anche il fatto che una fase come quella di dare alla luce a un bambino avvenga nella maniera più normale possibile, no? Perché abbiamo tanto bisogno di normalità in questa... Appunto, ci stiamo, come sapete, come sentiamo tutti i giorni anche dalle dirette del Presidente Zaia, le cose cambiano in continuazione, le acquisizioni scientifiche si susseguono e quindi
siamo quasi costretti a cambiare le nostre direttive di giorno in giorno, quindi ogni giorno si aggiunge un tassello nuovo. Questo virus è nuovo e quindi ne scopriamo nuovi aspetti giornalmente. E quindi dobbiamo di volta in volta attrezzarci, appunto. E noi siamo qui per questo. Allora adesso la pubblicità e poi torneremo proprio per raccontare, no, come funziona, come è strutturato tutto il percorso nascita San Donà, e poi cercheremo anche di capire come è cambiata la diagnosi prenatale in questa situazione. Eccoci, ben ritrovati. Allora, stiamo parlando di cose belle, stiamo parlando di nascita, di dare alla luce un bambino in questa fase davvero particolare della nostra vita, quella di una pandemia. Allora, innanzitutto ringrazio il dottor Giovanni Antonio Melilli, che è collegato via Skype. Arriviamo subito da lei, ginecologo dell'US4 Veneto Orientale. Buongiorno, grazie per essere con noi. Ricorda la regia che noi abbiamo anche dei contributi, eventualmente da mandare in onda per farvi vedere e condire anche con le immagini quello che vi stiamo raccontando. Dottor Sacco, innanzitutto quello che si stanno chiedendo tutte le mamme, i papà possono assistere al parto? Perché in questi giorni abbiamo assistito a delle notizie, soprattutto per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Padova, che ha vietato l'accesso ai papà non soltanto nella fase del travaglio del parto, ma anche di tutta la degenza della mamma. A San Donà come vi siete organizzati? A San Donà ci siamo organizzati in questa maniera qui. L'accesso al papà è ancora consentito, a patto che la mamma sia negativa. In caso di mamma positiva, il papà non può assistere al parto. Per l'accesso è necessario che il papà esegua un tampone nasofaringeo rapido, quindi abbiamo il risultato in 15 minuti, 20 minuti, e quindi il papà può accedere. Quindi può restare con la moglie, con la compagna, il tempo del travaglio e 2 ore dopo parto. Poi le successive visite sono regolate dalle disposizioni aziendali. Attualmente possono restare nell'orario di visita per 15 minuti, o il papà o la persona identificata dalla mamma. Quindi per noi non è cambiato niente. Quanto importante è che un papà ci sia accanto ad una donna che dà alla luce a un figlio? Quanto importante è? È importantissimo, non è perché lo diciamo noi, ma lo dicono anche le organizzazioni scientifiche internazionali. È un momento unico che lega la coppia in questo momento di gioia, di felicità e anche di imprinting. Imprinting non è solo con la mamma, ma anche col papà. Anche perché poi diciamo che già la gravidanza è stata vissuta, voi l'avete visto, perché insomma dalle varie, seguite i pazienti in ospedale, le varie diagnosi, poi ne parleremo col dottor Melilli, diagnosi prenatale, quindi tutti i vari momenti, no, che accompagnano questi 9 mesi della gravidanza sono stati più difficili, no? C'è sempre la paura di entrare in una struttura sanitaria in un momento come questo, per quanto insomma siano assolutamente sicure, però ecco, il supporto emotivo, la parte emotiva è quanto mai importante in questa fase. Sappiamo che la gravidanza mette alla prova le emozioni di tutti e due, ha delle fasi in cui c'è del patema nella diagnosi prenatale, nei vari appuntamenti ecografici. Tutto questo è stato acuito dall'infezione dal Covid, quindi oltre alle piccole preoccupazioni, insomma, che contraddistinguono il percorso della gravidanza, si è aggiunto la preoccupazione dell'infezione da Covid. Però possiamo tranquillizzare le mamme, perché finora le evidenze scientifiche dicono che bene o male nella popolazione in gravidanza il virus si comporta come nelle altre persone, quindi la gran parte dei casi sono asintomatiche e una piccolissima parte sviluppa dei sintomi lievi e una piccolissima parte di sintomi gravi. Tanto che nella nostra esperienza nel San Donà di Piave non abbiamo mai finora visto mamme con sintomi
medio-gravi. Ecco, non li avete mai visti. E il virus nelle mamme positive passa anche al nascituro? Questa è una cosa che ancora non si è capita. Ancora dobbiamo capirla. Dobbiamo capirlo. Infatti i punti nascita del Veneto, assieme agli altri punti nascita nazionali, stanno partecipando a uno studio prospettico, osservazionale, la cui raccolta dati finirà alla fine di dicembre, e speriamo che questo ci dia qualche indicazione almeno riguardo alla popolazione italiana. Comunque dai dati della letteratura la trasmissione verticale non dovrebbe essere così consistente. Comunque così scontata, insomma. È così no, scontata. voglio dire. Allora, dottor Melilli, buongiorno innanzitutto. Senta, ginecologo presso l'ULSS 4 Veneto Orientale. Allora, tutta la fase, no? Tutta questa fase gestionale, questi 9 mesi in cui lei segue i pazienti, che cosa è cambiato? Parliamo anche di diagnosi prenatale, che insomma è una fase importantissima, no? Sì, cosa è cambiato? Sì, è una fase importante, lascia da discutere, lascia delle scelte, non solo la gestante ma anche la coppia stessa. In realtà ci sono state poche novità rispetto a quella che era l'epoca pre-Covid. Noi stiamo lavorando ugualmente con la diagnosi prenatale. L'unico dato è che c'è una riduzione lieve del numero delle procedure invasive, forse un po' per la paura anche delle pazienti, delle coppie, di eseguire delle procedure invasive anche in tempo di Covid. E quello che dicevate prima, la trasmissione verticale non è riportata quasi da nessuna parte nel mondo, però dovremmo vedere gli ultimi rapporti, tranne un caso che c'è stato in Cina, ma dicevano che il tampone era stato eseguito un po' di ore molto più tardi. Bisogna vedere, qualora appunto dovesse essere dimostrata, comunque la percentuale è bassissima dei casi di trasmissione verticale. Noi a San Donà eseguiamo le procedure invasive, che sono quelle sia della diagnosi attraverso la miocentesi e anche la villocentesi, quindi sono delle procedure invasive dove con un ago viene prelevato del liquido amniotico intorno alla 16ª, 17ª settimana. Nell'altra procedura, la villocentesi, invece con un ago si passa a prelevare all'interno della placenta dei villi. Stiamo lavorando come lavoravamo nell'epoca pre-Covid, prestiamo più attenzione alla storia della paziente, ma lo abbiamo sempre fatto, per cui tutte le volte che poteva esserci un dubbio, in genere viene ritardata, diciamo tra virgolette, l'operazione, l'esecuzione dell'esame di 10-14 giorni, così tale da poter essere più tranquilli. Comunque eseguiamo il solito numero di prelievi, ripeto, con un leggero decremento, questo a favore anche della procedura non invasiva ultima, che da qualche anno va di moda, che permette di eseguire una diagnosi prenatale di tantissime malattie, non solo cromosomiche ma anche genetiche, senza sottoporsi ad un esame invasivo, il cosiddetto NIP, cioè si riesce attraverso un prelievo di sangue materno dalla 10ª settimana di gravidanza a cercare dei frammenti, tra virgolette, di placenta, così il pubblico possa capire, e questo attraverso questi frammenti fare un'indagine seriata, parallela, e questo ci permette di evidenziare quelle che poi possono essere le stesse malattie che noi potremmo evidenziare con le procedure genetiche. L'unico problema è il costo di questa procedura,
che naturalmente non tutti possono permettersi. Senta, quando sono indicate amniocentesi, velocentesi piuttosto che questo esame che sì, insomma, lei ha detto un esame di moda, in effetti negli ultimi anni viene molto proposto, viene anche proprio consigliato dagli stessi ginecologi ed ha un costo insomma piuttosto elevato, però non è invasivo. Quando consigliare l'una o l'altra? E intanto io, prima della sua risposta, voglio anche ricordare che il numero da utilizzare per intervenire in diretta è lo 0422 16 26 764, quindi se avete delle domande da fare ai nostri professionisti questo è il momento. Prego dottore, quando sono indicate l'una piuttosto che l'altra? Allora, passiamo innanzitutto a un primo passaggio. Noi, e lo facciamo anche da noi in ospedale, nei nostri ambulatori, la coppia o la donna può rivolgersi alla nostra struttura per un colloquio di diagnosi prenatale, dove le vengono spiegate quelle che possono essere le varie metodiche, le possibilità che ha per avere una diagnosi prenatale. L'indicazione, qualora queste non ci fossero, come nella maggior parte dei casi, in genere una donna si rivolge a dei centri per eseguire un test non invasivo per sua scelta, quasi tutte per sua scelta. Nel momento in cui esiste o un precedente, quindi abbiamo un'anamnesi positiva della paziente per un dato di una precedente gravidanza o per un dato familiare, oppure c'è un riscontro di un sospetto, un riscontro di un'anomalia, soprattutto legata a un fatto ecografico, un dato ecografico, in questi casi è bene procedere con un'indagine di questo tipo. Secondo il tipo di paziente, in realtà fanno delle scelte più o meno diverse. La maggior parte si rivolgono al centro di riferimento, facciamo questo colloquio e quindi andiamo ad eseguire una procedura invasiva che permette di stare tranquilli, nel senso sia di escludere o di confermare una sospetta patologia. Questa può essere soprattutto di questi tempi legata a un riscontro di un dato ecografico. Oggi noi facciamo anche ancora delle procedure invasive e soprattutto legate al fattore età. Sappiamo che da 35 anni in su il rischio di avere dei problemi, delle malformazioni sono leggermente superiori e sono collegati non come una volta secondo i dati all'età. Infatti dovrebbe essere rimossa l'esenzione come solo legato al fattore età, ma bisognerebbe avere prima un riscontro di un dato ecografico, oppure una donna che ha eseguito un esame non invasivo come quello di cui parlavamo prima, il NIPT, oppure il vecchio sempre valido test combinato, certo, che sarebbe l'associazione della traslucenza nucale con il dosaggio di 2 proteine, FRIB beta e PAPEI, e questo ci permette di vedere statisticamente se la donna ha un rischio aumentato di avere un feto affetto da una trisomia 18. Dottor Melilli, la blocco un attimo perché abbiamo già una telefonata. Dottore, mi perdoni, la blocco un attimo perché abbiamo una telefonata. Vediamo se la domanda è proprio inerente a quello che lei ci sta dicendo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giulia, lei suoi ospiti. Prego, buongiorno. Salve. Allora, io penso che assistere il parto per un uomo sia un sistema un po' scioccante. Insomma, tanti anche svengono. Ma le mogli insistono e allora loro, per farsi vedere che non sono deboli, acconsentono ad assistere. Ma non credo che le rimanga un buon ricordo. Bisogna chiedere a loro cosa hanno provato, visto che le loro mamme non le avranno mai spiegato, ma specialmente se i genitori non sono tanto espansivi. Ma sarà bello vedere il figlio nascere. Lei sta chiedendo ai nostri ospiti che cosa ne pensano davvero, se sia il caso o meno? Grazie. Grazie.
Dottore, cosa dire? È sempre una scelta personale, no? Ci sono papà che spingono per voler esserci e padri che invece chiariscono, insomma... Sempre una scelta personale, è naturale questo, però abbiamo visto negli anni un'evoluzione anche dell'approccio dei papà all'evento parto, all'evento nascita. Devo dire che loro, i papà o la persona di fiducia, assistono tranquillamente all'evento nascita e collaborano, anche adeguatamente formati, perché non si arriva impreparati all'evento nascita. Sappiamo che ci sono dei corsi di preparazione al parto che ogni ULSS e ogni territorio organizza e che hanno una partecipazione veramente estesa. Adesso non li possiamo più fare in presenza, vengono fatti online, ma comunque contribuiscono a formare i papà. Anche perché insomma, la consapevolezza in questa fase è molto importante. Devo chiamare nuovamente la pubblicità e poi torneremo a parlare di parto, ma anche di diagnosi prenatale. A tra poco. Eccoci ben ritrovati, siamo con due ospiti che arrivano dall'ospedale di San Donato, ULSS 4 Veneto Orientale, e in questa puntata vi vogliamo parlare di nascite. Vi ricordo che potete intervenire da casa utilizzando il numero che vedete in sovraimpressione, lo 0422 16 26 764, per fare qualsiasi tipo di domanda vi venga in mente. Allora io tornerei dal dottor Melilli, dottore, che è collegato con noi via Skype. Per una mamma positiva al Covid, qual è il percorso per questi 9 mesi? Cioè c'è la necessità di fare dei controlli ulteriori? Quali sono le accortezze che mettete in campo voi come professionisti? Allora, noi nel nostro ambulatorio abbiamo, nel nostro reparto abbiamo un ambulatorio di gravidanza a rischio, per cui la donna può comunicare e prendere appuntamento per essere inserita nell'ambulatorio di gravidanza a rischio. L'unico inconveniente che abbiamo di fronte sono quei 15 giorni, 10-15 giorni in cui la mamma è positiva ed è consigliabile che sia in isolamento, per cui la maggior parte delle visite, degli esami e di indagini possono benissimo essere evitate in quell'epoca, in quei 10-15 giorni riusciamo a gestire, e poi tale da poterla incontrare appena asintomatica o appena il tampone è negativo, per cui riusciamo a gestire. Poi viene seguita normalmente, utilizziamo sia le ecografie che le visite normali. Abbiamo una telefonata, sì, pronto? Pronto? Prego, sì, la sentiamo. Buongiorno, io sono Giusy, abito a Roncade. Volevo chiedere una cosa che mi interessa molto sapere. Dunque, quelle che partoriscono adesso hanno avuto la gravidanza all'inizio, ma questo Covid è contagioso, può fare delle anomalie del feto, come ci sono certe malattie così, non so, la rosolia, quelle cose là che fanno all'inizio della gravidanza. Mi scuso se parlo un po' veloce, ma ho un problema. Va bene, ha capito quello che intendo dire? Sì, ho capito, ho capito. Volevamo... Perfetto? Sì, facciamo rispondere al dottor Sacco. Perfetto, vi posso mettere giù adesso, ascolto bene dalla televisione perché mi interessa questa cosa. Va bene, grazie per aver chiamato. Allora, abbiamo detto, no, che il passaggio verticale dalla mamma positiva al bimbo non è stato ancora dimostrato, ma la positività della mamma può dare delle anomalie al feto, come la nostra telespettatrice ha detto, magari può essere per chi contrae, non so, la rosolia piuttosto che il citomegalovirus. Allora, cerchiamo di tranquillizzare le mamme. Sì. Il coronavirus è un virus influenzale. Ecco, quando una mamma contrae l'influenza in gravidanza, ci preoccupiamo più di tanto? No. Noi la seguiamo che non abbia complicanze, ma gli effetti teratogeni del virus, sia influenzale sia del coronavirus, non sono al momento dimostrati. Quindi per la prima parte della gravidanza non ci sono effetti dimostrati. L'unico, dalle evidenze che ci sono adesso, l'unico aspetto che sembra essere correlato con il coronavirus, ma forse perché poi determina delle complicanze per cui è necessario far nascere i bambini prima, ecco, c'è una lieve prevalenza di parti prima della 37esima settimana. Al momento è solo stato dimostrato questo.
forse perché poi in molti casi si deve intervenire per sintomi respiratori importanti, e quindi rimuovere la gravidanza dalla sua sede per permettere alla mamma di respirare meglio. Insomma. Va bene, ma insomma abbiamo chiarito la questione. Abbiamo chiarito che dobbiamo essere un pochino più tranquilli e affrontare con un po' più di serenità. Un'altra telefonata, chiedo alla regia perché vedo... c'è un'altra telefonata oppure quella di prima? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, guardi, io volevo salutare il ginecologo Melilli perché anch'io sono da San Donà di Piave e ho partorito quest'anno nel lockdown. Io volevo chiedere da parte vostra se eravate a conoscenza della nuova legge regionale 20 del 2020, nel quale esclude una categoria di mamme per avere il bonus. Volevo capire come mai le mamme vengono trattate in modo diverso, essendo appunto un periodo mondiale, chiamiamolo così, alquanto negativo. Non so se i nostri dottori possono rispondere su questo. È una domanda Dottore. un pochino tecnica amministrativa, sulla quale io al momento non possiamo rispondere. Non so se il dottor Melilli ha qualche informazione in più. Dottor Melilli, cosa dice? Non mi risulta che sia stata sospesa, non mi risulta quello che mi dice la signora. Senta, noi ci informiamo comunque, come redazione noi ci informiamo su questa... Se fosse possibile la ringrazio, perché siamo un gruppo di mamme, abbiamo contattato anche le varie mail della regione, ma non ci vogliono dare risposta. Abbiamo già scritto anche a vari giornali, ma nessuno ne parla. Vorremmo capire come fare. Se vuole contattarci alla nostra segreteria ci occuperemo del caso e faremo sapere anche noi. Lei a quale bonus si riferisce? Il bonus nascita, immagino? No, è una legge regionale del numero 20 del 2020. Sì, ma il bonus a cui lei si riferisce è il bonus nascita? È un assegno prenatale che potranno avere tutte le mamme che hanno partorito dal 19 agosto 2020 per aiutarle proprio ad affrontare questo periodo. E io mi chiedo, e tutte le altre mamme che hanno affrontato questo brutto periodo? Certo. Io personalmente ho partorito senza il mio compagno, solo nella fase espulsiva. Il travaglio l'ho dovuto affrontare da sola, ma non solo io, anche tante altre mamme. Quindi anche lei ci Non può testimoniare capiamo- quanto è importante sia, insomma, avere accanto qualcuno? Assolutamente sì, per questo vi ho chiamato, perché ciò che diceva il dottor Melilli, come affermano tutti quanti, il papà è fondamentale. Grazie per averci contattato. In questo Grazie, caso... buongiorno. In questo caso, allora, da voi la novità assoluta è questa famosa stanza in cui pensata ad hoc per le mamme positive, no? Perché in questo caso, non so se forse l'abbiamo chiarito, ma può entrare il papà anche in questo caso? In caso di mamme positive, se il papà è negativo, corre il rischio di positivizzarsi. Allora, alcuni punti nascita si sono organizzati anche per far entrare il papà, ma il papà una volta entrato in sala parto, dopo deve tornare al domicilio e restare in isolamento. Certo. E quindi fare i controlli di routine perché è un contatto stretto. E quindi al momento da noi non è possibile far entrare il papà per le mamme positive. Negli altri casi, come abbiamo detto, è sempre possibile, perché poi il papà viene sottoposto a due tipi di controlli: un controllo anamnestico, quello che facciamo spesso molti per entrare nei presidi ospedalieri o nelle strutture sanitarie, quindi se abbiamo avuto sintomi, se abbiamo avuto contatti stretti, se siamo stati in isolamento, e il tampone rapido. E questo ci consente appunto di screenare le persone che eventualmente fossero risultate positive al tampone rapido devono tornare a casa in isolamento. Senta, per quanto riguarda tutta la questione legata all'analgesia, quindi anche a epidurale, qual è la vostra procedura e poi insomma anche in caso di positività si può fare, non si può fare l'epidurale? È dimostrato che l'epidurale si può fare benissimo nelle pazienti positive, quindi loro, come negli altri casi viene richiesta, gli anestesisti sono allertati e vengono a posizionarla. Dopodiché la mamma
affronterà il travaglio come tutte le altre mamme. L'abbiamo già detto prima, lo ripetiamo, il travaglio nelle mamme Covid positive prosegue regolarmente come negli altri casi. Non ci sono indicazioni di nessun tipo a modificare la nostra condotta in questi casi. Anzi, possiamo dare la notizia che tutte le mamme positive hanno partorito per via naturale. Certo. Quindi non c'è stata nemmeno la necessità di un cesareo, no? Di un cesareo. Per qualsiasi causa non c'è stata necessità di cesareo. Paradossalmente un cesareo l'abbiamo fatto, l'abbiamo eseguito in una mamma che precedentemente positiva era diventata negativa. Senta, per quanto riguarda invece poi la gestione, no, una volta nati i piccoli, la gestione del reparto con il roaming, voi come funzionano questi primi giorni? Questo è un altro argomento interessante che bisogna ben chiarire. Se la mamma è asintomatica, come nella maggior parte dei casi, il bambino può restare con la mamma, fare il rooming e fare l'allattamento. Si può fare anche lo skin to skin appena nati. Tradotto? Il contatto pelle a pelle, il famoso contatto pelle a pelle. Bisogna naturalmente proseguire delle precise norme igieniche, ossia la mamma deve indossare la mascherina, deve lavarsi, deve disinfettarsi le mani con i gel appositi come in tutti i casi. Il bambino, una volta allattato, deve restare a 2 metri di distanza dalla mamma e bisogna adottare le norme, non troppe coccole, ma può essere allattato, quindi sappiamo benissimo i benefici dell'allattamento naturale e quindi è assolutamente implementato, assolutamente incoraggiato. Il quale una mamma viene anche accompagnata in reparto sicuramente. C'è una telefonata, dopo dovremo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno, io sarò veloce perché so che c'è la pubblicità, ho appena sentito. Sì. Sono Gianpietro Pesce da Campagnaruppi in provincia di Venezia. Salve, buongiorno. Sì, prego. La disturbo per un'informazione, per cortesia. Questo coronavirus, sì, è vero che c'è, però non mi fa una bella impressione che sta creando troppa psicosi a gente che porta alla disperazione, anche imprenditori che si suicidano, perché veramente da quando che c'è questo coronavirus ha portato la gente anche alla disperazione totale e questo fa paura, secondo me. La gente si sta avvelendo, diciamo, con questo danno psicologico, fisico e distanziamento sociale. Certo. Rischia che la gente rimangano isolati, e soprattutto gli anziani e quelli disabili, perché guardate che questa è una cosa grave. Vi ringrazio, buon pomeriggio, scusate del disturbo. Grazie a lei. Allora, ditemi, andiamo in pubblicità, ovviamente immagino che questo fosse uno sfogo, insomma, anche personale. Uno sfogo personale che però ci fa riflettere, perché è stato visto, noi non l'abbiamo riscontrato, però è stato visto che ci sono anche dei contraccolpi psicologici nelle mamme, sia per la preoccupazione, no, di incontrare l'infezione, sia per la preoccupazione poi di trasmettere, nel caso di mamme positive, l'infezione al bambino. Quindi questi sono tutti aspetti che mettono un po' in angoscia le mamme e che possono creare degli squilibri psicologici. Anche perché poi, insomma, il post nascita, no? È una fase delicatissima, e anche lì si avrebbe bisogno di un sostegno soprattutto parentale, ma in una fase come questa bisognerebbe anche riuscire ad imparare a farne un pochino più a meno, no? Quindi è anche importante avere voi qui come professionisti per riuscire anche un po' a rassicurare le future mamme. Questo lo facciamo anche tramite questa occasione. E come ho già detto, una gran parte del lavoro poi è svolta dai consultori, dalle ostetriche del consultorio, da tutto l'apparato consultoriale che poi tiene agganciate le mamme nel ritorno a domicilio. Pubblicità, sì, tra pochissimo ancora in onda. Eccoci ben ritrovati in questa ultima parte dell'edizione straordinaria, parliamo di nascite, che cosa significa nascere.
oggi in tempo di Covid. Allora ci colleghiamo ancora con il professore Melilli, dottore ginecologo dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Dottore, dal punto di vista insomma delle tecnologie, soprattutto no, per ecografie quali quella morfologica, che insomma è l'ecografia più importante di tutta la gestazione, come siete strutturati? Di che tecnologie potete usufruire? Sì, come siamo? Diciamo che sono diversi anni ormai, un bel po' di anni, abbiamo strumentazione di elevata qualità, siamo al top della fascia, quindi siamo felici e contenti di poter lavorare con strumentazione di alta qualità. Questo non solo per i risultati che diamo, ma anche come noi operatori, per noi operatori di operare con strumentazione di alta qualità. Abbiamo sia per la classica, il classico 2D, ma poter utilizzare anche un 3D, un 4D è una cosa che ci fa lavorare con piacere. Volevo una precisazione sulla telefonata precedente. Abbiamo un riscontro, come diceva il primario, anche di tutta una debolezza psicologica, incertezza, ma è quello che incontriamo tutti quanti, d'accordo? Allora un po' più di accortezza, un po' più di aiuto alla donna in gravidanza e alla coppia stessa per tranquillizzare che sì, ci sono delle difficoltà che incontreranno, però riusciamo a superarle con tranquillità. Con tranquillità bisogna solo avere un po' più di accortezza per uno stile di vita un po' più sobrio, poi grossi problemi non li abbiamo, quindi soltanto stare attenti e poi riusciamo a superare anche il periodo della gravidanza in cui la donna è rimasta quei 15 giorni, anche 20 giorni positiva, però può fare riferimento alla struttura, alla nostra struttura di ostetricia, telefonare, le ostetriche le saranno vicine, avrà dei contatti telefonici e qualora fosse anche necessario ci organizzeremo per anche degli incontri che si possono avere. Quindi le donne in gravidanza, no Covid, quindi state tranquille, e se Covid positive avete il sostegno di una struttura che non è solo quella nostra di San Donà, ma anche le altre vicine nella regione sono in grado di sopportare, di operare in tranquillità i casi positivi. Torno alla sua domanda, quindi a San Donà, riferimento anche l'anno scorso di questi tempi abbiamo organizzato un congresso proprio sulla diagnosi prenatale e sono venuti tanti personaggi di fama non solo veneta, del Triveneto, ma anche di fama nazionale e ci hanno onorati della loro presenza a questo congresso che abbiamo avuto l'anno scorso. Abbiamo in reparto e negli ambulatori un'ottima strumentazione che il direttore generale, il dottor Bramezza, ha provveduto prontamente alle nostre richieste con macchine di elevata qualità. Noi le utilizziamo, le pazienti credo che siano contente, facciamo delle ottime ecografie per quello naturalmente che sono le nostre capacità, riusciamo a fare tutto quello che si può fare nella diagnosi prenatale, quello che si fa in ostetricia e ginecologia. Il terzo livello lo richiediamo alcune volte in casi particolari perché bisogna avere il conforto di centri che hanno un maggior numero di casi patologici e questo permette di stare tranquilli. Però noi a San Donà facciamo tutto, facciamo la diagnosi prenatale sia bilocentesi che amiocentesi, sia anche nelle gravidanze gemellari con ottimi risultati, rischi 0.0 e i numeri sono confortanti, nonostante il fatto che ci siano vicino due centri grandi, quello l'ospedale di Treviso e quello di Mestre, sì. Però abbiamo i nostri numeri che ci confortano e ci permettono di andare avanti serenamente. Quanti parti in un anno? Ce lo può dire? Quanti parti in un anno? Quest'anno aspettiamo la chiusura, poi c'è il primario che diamo a lui questo onore, però ci
nonostante il calo demografico nazionale e mondiale, si parla quasi di 400.000 nati in meno quest'anno. Noi raggiungiamo lo stesso numero dell'anno scorso per il momento, quindi aspettiamo il 31 dicembre anche perché ci sarà la sorpresa, solita sorpresa per la donna. Senta direttore, grazie dottor Melilli, abbiamo visto le immagini prima, no, questo nuovo reparto per le mamme positive, queste sale, poi lei... Abbiamo visto scorrere le immagini della nuova sezione di cui immagino che lei vada molto fiero, no? Vado fiero, ringrazio la direzione generale e tutti quanti si sono spesi per il completamento di questa opera. E volevo anche ringraziare le ostetriche, sappiate che nella nostra ULSS è stata attivata una reperibilità ostetrica, quindi tutte le ostetriche si sono messe a disposizione per venire a dare una mano in caso di travaglio Covid positivo. Eccoci, ben ritrovati, torniamo in studio e mi scuso con il dottor Sacco perché insomma siamo stati interrotti dalla pubblicità, ma insomma la pubblicità dal Ministero, quindi l'abbiamo seguita, ma insomma riprendiamo un attimo le fila del nostro discorso. Lei stava ringraziando un po' tutti i suoi operatori. Tutti i miei collaboratori, tutte le ostetriche che si sono rese disponibili per garantire una reperibilità ostetrica in modo da intervenire in caso di travaglio di mamma Covid positiva, ma nel frattempo noi non abbiamo smesso di lavorare anche per gli altri aspetti, gli altri nostri programmi assistenziali. Infatti negli ultimi mesi abbiamo applicato una cosa che era stata già decisa prima, ma insomma l'assistenza a conduzione esclusivamente ostetrica del travaglio parto fisiologico, e questo ci ha consentito anche di ridurre il tasso di tagli cesarei negli ultimi 2 mesi. E riguardo ai numeri volevo puntualizzare che abbiamo mantenuto i numeri dello stesso dell'anno scorso e quindi quest'anno chiuderemo o con gli stessi numeri dell'anno scorso o con qualche parto in più. Con questo... Quindi noi in qualche modo cosa stiamo cercando di dire? Che ci sono strutture a cui ci si può affidare, ma soprattutto la professionalità è quella, e anche in una fase così difficile è giusto affidarsi dei professionisti, non avere paura di affrontare una gravidanza in un periodo difficile come questo, ovvero una pandemia, non avere paura eventualmente di contrarre il virus, perché si può portare a termine una gravidanza e ecco, esistono strutture addirittura che hanno predisposto delle stanze apposta per le mamme positive, quindi insomma puntiamo a fare in modo che il dare alla luce un bambino rimanga comunque una fase importantissima della vita, ma possa essere condotta nella normalità e nella sicurezza più totale. Lo ha detto lei, il nostro obiettivo è anche perché è il nucleo fondante della nostra società. Grazie al dottor Giuseppe Sacco, direttore ostetrice e ginecologia dell'ULSS 4 Veneto Orientale, per essere stato con noi, e ringrazio anche in collegamento il dottor Giovanni Antonio Melilli, ginecologo dell'ULSS 4 Veneto Orientale, che è stato anche contattato da una sua paziente oggi. Grazie, buona giornata e buon lavoro. A voi telespettatori, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'informazione su Antena 3 torna con il telegiornale regionale alle 18:30. Arrivederci.